presento due graditi ospiti, spero di chiudere in bellezza questa settimana, anche se le notizie che arrivano dall'America non sono proprio da stare tranquilli e sereni, questo va detto perché a me non piace raccontare le storie, io ascolto gente competente, persone che sanno quello che dicono e quello che può succedere, tutto il resto per me è noia, perché se non crediamo neanche a chi ha studiato il problema, a chi lo conosce a fondo, allora non so a chi dobbiamo credere, perché fra poco tutti andiamo in internet, diventiamo medici, dottori, professori, educatori e non va bene, dobbiamo ascoltare le persone per bene, quelle competenti, che sanno di cosa si parla e come anche fare delle proposte per cercare di uscire da questo tunnel infernale. Eravamo la quarta potenza mondiale, perché eravamo questi, eravamo qui nel territorio ricco nord-est, eravamo questo, adesso dove siamo? Ne parleremo questa mattina con Marco Scolese, referente associazione Oltre l'Indifferenza. Grazie Marco, bentornato, ritornato. E parliamo anche con Ruzza Giuseppe, che è presidente di un comitato sportivo. Allora io partirei proprio da Giuseppe Ruzza. Cosa sta succedendo, presidente, specialmente con questi giovani, perché è là che dobbiamo attenzionare, già ne abbiamo pochi. Se iniziamo ad attenzionare quelli che sbagliano, che sono pochi rispetto a quelli bravi, che fanno sport, che si applicano nel mondo del volontariato, pochissimi dire il vero, ma noi ci speriamo sempre, ma soprattutto cosa cercare di dire a questi ragazzi che hanno perso un po' il lume della ragione. Però se i segnali sono quelli che arrivano, mi sa che anche altri hanno perso il lume della ragione. Presidente, si presenti chi è e cosa fa? Allora, io rappresento il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Gioco Calcio, che è il secondo in Italia dopo la Lombardia per numero di tesserati e di società. Quindi un movimento molto vasto, un movimento che come posso dire, che segue l'attività di tantissime ragazze e di tantissimi ragazzi che stanno attraversando effettivamente, lo vediamo ogni sabato e ogni domenica, che per noi sono i giorni fra virgolette di lavoro e dovrebbero essere di divertimento, di vedere le partite, stanno diventando sempre più momenti di preoccupazione, perché ogni domenica chiamiamo i responsabili degli arbitri per vedere cos'è successo. Pazzesco. C'è un momento di violenza incredibile nei nostri giovani che, per carità, non è mia competenza analizzare il perché o per come, basta dire che però i nostri giovani non sono avulsi dalla società normale e civile, che sta vivendo dei periodi assolutamente bui, ma non solo economici, pensando all'America e pensando a quello che stanno facendo in America e che si rifletterà gioco forza anche sulla nostra economia e su di noi sicuramente, ma vedendo e cogliendo quello che dice il telegiornale ogni mattina, omicidi, violenze e quant'altro. Io credo che, dico una banalità, non l'ho detta io, l'ho ripresa, che un bambino non nasce mai cattivo. Io credo che se diventa cattivo la colpa è di qualcun altro, non certo del bambino, non certo del bambino. Noi come istituzione calcio, lasciatemi definire con un termine un po' forte istituzione calcio, perché è effettivamente un ambito educativo al pari della famiglia e della scuola. Vorremmo almeno che fosse un ambito educativo al pari della famiglia e della scuola. Stiamo avendo, lo dico chiaramente, un momento di crisi. Non sappiamo più come intervenire con i nostri giovani. Do un'anteprima, noi proprio lunedì come Comitato Regionale Veneto abbiamo convocato tutte le componenti del mondo sportivo che riguarda il calcio e quindi gli arbitri, il Comitato Regionale Arbitri, abbiamo convocato gli allenatori, il Comitato Regionale Allenatori, l'Associazione Italiana Calciatori col suo vicepresidente nazionale, e ci troveremo la nostra giustizia sportiva con l'avvocato Manente, che è il presidente della Corte Sportiva Federale, perché vogliamo un momento di confronto per vedere dove e come intervenire per riacquisire quella serenità che lo sport dovrebbe garantire. Lo sport credo sia una disciplina l'unica che non dovrebbe mai dividere, ma dovrebbe unire. Anche qua sembra una frase spot, ma è vera. Non deve essere mai divisivo. Purtroppo succedono delle cose. Evidentemente
forse non riusciremo a intervenire da soli, avremo bisogno di aiuto. L'aiuto viene da molti fattori, da questa situazione di violenza che appunto sta incombendo su tutto il nostro territorio, su tutta la nostra società civile. Allora, Presidente Ruzza, la mia riflessione su questo è molto semplice. Non è che non si possa fare, affermare queste poche persone alla fine, perché rispetto alle persone che frequentano lo stadio, se poi le contiamo, sono poche. Però queste poche che hanno in mano la situazione. Perché? Le forze dell'ordine non hanno la possibilità, nel vero senso della parola, di affrontare il problema come dovrebbe essere affrontato. E qua è tutto da discutere. Chi è che permette questo? Delle leggi che vengono applicate. Secondo, non è che lo sport, Presidente Ruzza, si sia troppo isolato, nel senso calcio, solo calcio e tifosi del calcio. Allora, perché è tanti anni, io l'ho fatto allo stadio di Treviso, tanti anni fa, proprio col calcio a Treviso, ho inserito il mondo del volontariato, il mondo dei diversamente agili, come li chiamiamo noi, io li chiamo in particolare non disabili, perché non sono disabili, diversamente agili, posizionandole in quelle fasce, diciamo, più critiche, che avevano bisogno di più protezione e sicurezza per vedere il comportamento di questi anche forsennati, perché sono fuori di testa, non c'è niente da fare. Sa cosa ho notato? Che quando tu metti 4, 5, anche 10 ne avevo messo in fila, diversamente agili, davanti quelli più prepotenti e dietro ancora quelli più prepotenti, perché si conoscono, si sanno i nomi, perché me li hanno detti, guarda, quelli sono quelli più... Sa che non è successo niente, ma sa che non è successo niente, perché questo bambino, questo ragazzo che ti guarda e che ha bisogno di protezione, e quando li facevo sedere dicevo a questi ragazzi, mi raccomando che siete voi responsabili di questi ragazzi, io non posso stare qua e loro si devono divertire. Vede Presidente, noi in Italia siamo bravi a dividere e non a unire, siamo bravi a mettere le etichette, tanto è vero che il mondo dei disabili li chiamavamo mongoloidi, handicappati, cioè le peggiori parole, mai nome e cognome, nome e cognome non esiste. Capisce che forse uno dà una bustina, diventa un spacciatore, uno ruba una bottiglietta, diventa un ladro, e queste le etichette che noi mettiamo. Allora cerchiamo di mettere queste etichette con altre etichette, quelle violente, quelle che non ci fanno più andare allo stadio in tranquillità, la famiglia ha paura, il diversamente giovane, ma paura di cosa dobbiamo avere? Di 4 scalmanati? Allora, siccome che le leggi cerchiamo di mettere il mondo del volontariato seduto assieme, vediamo? Proviamo almeno. No, è una riflessione che condivido e la ringrazio di averla posta, perché mi permette di dire che, ad esempio, noi come Federazione Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, abbiamo un'area di sviluppo sociale. Il nostro presidente Giancarlo Abete, che è una persona assolutamente anomala, è una persona illuminata, una persona religiosa, ma nel senso positivo, pacato, mi sembra che si possa definire assolutamente pacato. Lui dice sempre: il calcio, lo sport, il calcio in particolare, deve avere 2 gambe. Una è quella prettamente agonistica e l'altra devono camminare assieme, deve essere quella del sociale. Assolutamente. Noi, e per questo la ringrazio, pochi giorni fa siamo stati alla Camera dei Deputati a presentare 2 documentari, 2 docufilm, che riguardavano tutti e 2 il Veneto assieme l'Abruzzo. Uno era sulla difficoltà che hanno le ragazze e il movimento femminile a sviluppare la sua passione per il calcio, cioè con delle esperienze delle ragazze e delle difficoltà incontrate per fare calcio nel nostro caso. La seconda rivolta alle squadre di calcio all'interno del carcere. Noi abbiamo avuto un'esperienza che è durata 5 anni con l'Istituto per minori qui di Treviso, no?
dove noi andavamo il lunedì e il venerdì e abbiamo portato squadre, abbiamo portato scuole. C'erano le squadre che litigavano per venire all'interno del carcere. Questo era il risultato più positivo che abbiamo chiesto. Abbiamo portato Gianni Rivera, Franco Causio. Sì, perché si vogliono anche i nomi importanti, no? Sicuramente ci mancherebbe i famosi testimonial. Sono promozionali e quindi noi ci stiamo impegnando. Abbiamo una società, ed era questo il motivo, c'è stato il docufilm, una società al Due Palazzi, al carcere Due Palazzi di Padova, che è iscritta alla Federazione Calcio e svolge il campionato di terza categoria con noi dal 2014, dalla stagione sportiva 2014-2015. Si chiama Palla al Piede e quindi è in difficoltà perché questa riforma dello sport per prima cosa ha messo in crisi, innanzitutto incredibile, fatta dai politici, ha messo in crisi, se mi è permesso, soprattutto il volontariato, no? Anche nel mondo dello sport, ma in ogni ambito. E quindi l'ultima cosa, e la ringrazio anche per questa attenzione, noi credo stiamo sviluppando, io dopo da qua devo andare a Cittadella, dove c'è un incontro fra 3 squadre di diversamente, come mi piace li chiama lei, diversamente agili. Noi ci siamo sempre e stiamo predicando in ogni modo il calcio integrato, perché mette proprio sportivamente a confronto l'agile, come lo definiamo noi, e il diversamente agile. C'è una regola solo. Sì, però Presidente, già partire perché siamo stanchi di parole, no, bisogna agire. Io ieri ho avuto Zanetti, un senatore di Forza Italia ospite, gli ho detto basta parole, bisogna partire, provare, non funziona. E allora no, però ho provato. Non è che io sto dicendo ma ha capito, Presidente, ha capito, lei mi ha detto la ringrazio, ma non deve ringraziare me, lei dovrebbe aver già avuto chi di dovere che le avesse proposto questa alternativa, e non solo, e durante la pausa non tutto fermo, musica, balli ho messo, in maniera che nessuno poteva distogliere l'attenzione da quello che era il campo da gioco, che non era più calcio, ma era una bellissima canzone, era un momento col mangiafuoco, in maniera che siamo sempre coinvolti. Sempre coinvolti. E poi chi sbaglia, sia genitore, una sanzione grande la deve mettere chi gestisce tutto l'ambaradan. Tu genitore, nonostante questo, sbagli, io ti avviso, se ti becco che fai qualcosa, la sanzione è di 2.000 euro. No, subito, ma dovete agire, Presidente. Ma poi Scolese è un amico, capisce l'importanza di questi discorsi. Proprio nell'ultimo comunicato ufficiale di mercoledì, il nostro giudice sportivo ha sanzionato 2 società professionistiche, posso dirlo perché è pubblicato sul comunicato, l'Union Clodiense e il Cittadella, perché in una partita under 13 i genitori hanno fatto confusione, l'arbitro che è un dirigente di società ha sospeso la partita, il nostro giudice con lungimiranza ha fatto prevalere il diritto dei ragazzi di ripetere la partita, di riconfrontarsi a porte chiuse, fuori i genitori. Quindi vede che un segnale importantissimo. I segnali ci sono. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il nostro Marco Scolese, questo nome di questa associazione, oltre l'indifferenza. Ecco, non dobbiamo essere indifferenti se capita qualcosa, dobbiamo unire le forze, proteggere queste fragilità. Prego. Assolutamente, ma se mi permetti, Mirella, toglierei per un attimo la giacca del volontario di Oltre l'indifferenza per mettere un'altra giacca, o meglio un'altra maglia, perché io sono solo uno dei tanti allenatori di sostegno, però nel mondo del rugby integrato. Un gruppo di volontari, ma innanzitutto un gruppo di amici, tutti quanti facente parte degli Old Ruggers, quindi ex giocatori della Tarvisium, squadra di rugby di Treviso, associazione Old Ruggers che quest'anno compie 20 anni, quindi ci sarà anche anche una grande festa quest'anno. Abbiamo deciso appunto di darci volontari alle società di rugby che appunto avevano intenzione di fare rugby integrato. Così è stato, alcune società hanno accolto questa disponibilità e adesso ci troviamo un bel gruppo nutrito ad aver fatto
fatto la squadra dei canguri di acciaio dentro la società del Paese Rugby, ok? E che è una squadra di rugby touch integrato dove giochiamo alla pari tutti quanti, ok? Abbiamo il nostro circuito regionale, i nostri tornei, abbiamo i nostri eventi e il nostro campionato da seguire. E poi alcuni di noi si dedicano invece alle under. E quindi alcuni allenatori, diciamo così, dico allenatori di sostegno, si dedicano alle under di riferimento, quindi seguono direttamente dei ragazzini che magari hanno qualche difficoltà in più durante l'allenamento e quindi hanno un allenatore dedicato che permette loro di giocare in maniera integrata con tutto il resto della squadra. Siamo riusciti a portare 2 ragazzi dell'Under 12 a giocare la partita di campionato, sono stati convocati dal mister perché di fatto riuscivano a tenere bene la posizione, riuscivano a pulire bene la rack, riuscivano a fare quei gesti tecnici necessari, fondamentali, necessari nel gioco del rugby, e quindi appunto una volta di più la conferma che il mondo dello sport e il mondo del volontariato possono essere veramente delle risorse impressionanti, ecco, per la nostra società che ha bisogno di parlare al noi. Ok, e quindi di togliersi l'io, ok, ma appunto il noi, quindi noi dello sport, del calcio, del rugby, noi che siamo educatori, perché prima ancora di essere giocatori siamo anche genitori, siamo anche compagni di squadra, siamo tanti noi e dovremmo coltivare questa, diciamo, soggettività collettiva, perché quando ci sono dei problemi come quelli che citavi prima, no? per i quali servono le forze dell'ordine, io quando sento forze dell'ordine dico abbiamo perso. Se devono intervenire le forze dell'ordine è perché mancano, permettimi la battuta, le forze dell'educazione, ok? Del rispetto. Quando arrivano le forze dell'ordine è perché le forze dell'educazione non sono state efficaci o sono state troppo poche, le risorse messe in campo per fare la prevenzione, per fare percorsi di educazione, per fare percorsi di sensibilizzazione o banalmente per conoscere questi ragazzi, perché condivido al 100%, non nascono cattivi, okay? No, assolutamente. Diventano, inaciditi rispetto alla vita. Però Marco, quando... scusa che Prego. faccio una parentesi, Marco Scorresi, tu sei anche un educatore, non è che sia tanta rabbia repressa durante la settimana e la sfogo in un posto, in un momento dove so che lo posso fare perché tanto qualcuno mi protegge nel senso sbagliato. Se invece questa rabbia noi la incanaliamo nella maniera giusta, sapendo, perché ascoltate bene la Mirella, Presidente, ascolti la Mirella, voi sapete i nomi e i cognomi di queste persone, Mamma mia, chi certo. sono, lo sapete, cioè il DASPO funziona fino a un certo momento, perché poi se non lo faccio dentro lo faccio fuori, perché il nemico è dietro l'angolo anche quando escono dai calci, dagli stadi. Però qua allora è un discorso che riguarda le forze ma all'interno che mi si dica, io che vivo il mondo del volontariato, che vivo quei più difficili, che li conosco, che li ascolto, che sento, che non si possono fermare, le società non può fermare questo gruppo di scalmanati, non ci sto, Presidente, non ci sto, non è vero, c'è un business pazzesco di soldi, c'è una montagna di droga che gira, c'è veramente una cosa incredibile. Vogliamo metterci tutti assieme e dire basta, ma non per noi, per quei ragazzi che stanno crescendo, perché guardate che è un momento che li perdiamo completamente e poi recuperarli a 16-17 anni. Poi servono le forze dell'ordine, Vai, Marco, ma vai. è già tardi, cioè poi servono le forze dell'ordine perché poi è tardi, tardi. ok? Quindi quando si dice fare prevenzione sembra una cosa detta così, ma in realtà fare prevenzione significa tante cose, significa lavorare appunto nelle squadre di calcio, di rugby, di pallavolo, seguire questi ragazzi nelle loro passioni, delle baby gang di cui si parla. Che io non sopporto sto nome perché è veramente una roba grande, delle tante anche baby etichette, ok, un'altra delle tante etichette che noi adulti siamo bravi a mettere per spiegare facilmente quello che sta accadendo, per spiegarci facilmente quello che accade, però nome e cognome di queste persone, qual è la loro storia? Qual è la difficoltà che vivono a casa, ok, o a scuola? Fermati, hai visto quel ragazzo che ha ucciso il padre? Sì, sì. Allora, non vorrete mica dirmi che, ecco, oltre l'indifferenza, eccolo qua,
che nessuno si era accorto di questo disagio. Cioè, io familiare. sento sempre brava famiglia, bravi ragazzi. Non è così. Ma come fai a non accorgerti che c'è un disagio in famiglia? Questa mamma che non ha il coraggio di denunciare perché non è ancora preparata alla denuncia. La paura in noi donne, molte di noi, parlo in generale naturalmente, regna sovrana. La paura di denunciare, cosa faccio? Il lavoro, i figli. Guardate che non è mica così semplice, faccio la panchina e dopo la panchina cosa trovo? Chi mi ascolta? Chi mi aiuta veramente per portare avanti questa famiglia? Ecco, e questa donna che viene picchiata, così almeno ha dichiarato il figlio, ma vi rendete conto? Perché parliamo sempre dei genitori, ma provate a vivere come bambino, crescere in una famiglia dove questi genitori, specialmente questi padri che picchiano selvaggiamente le loro mamme, loro sono piccoli, non possono difendersi, però qualcun altro, ecco qua, dovrebbe sapere. E qua anche questo vicinato, senti le urla, non è che devi aspettare 10 volte la famiglia a sentirla urlare per intervenire. Tu senti le urla e tu senti che urla sono, fai il 112, 113, un controllo. Io non mi intrometto, invece noi dovremmo prenderci cura di quello che accade. Bravo. Piuttosto faccio la brutta figura di essermi fatto gli affari degli altri, però probabilmente avremmo lanciato un allarme in più, un controllo in più. Dopodiché a questo però voglio aggiungere una cosa che spero possiamo riprendere: quanti sono i soldi messi a disposizione dalle casse pubbliche per fare politiche sociali? Che sono investimenti? Quante campagne elettorali dicono al primo punto voglio spendere in welfare, voglio spendere in volontariato, voglio spendere in sport. Sì, questi di solito sono gli assessorati alle varie ed eventuali. Scusa Marco, scusami Mirella, no, ma Marco, scusa, guarda che il mondo del volontariato gira col commercialista e paghiamo per fare i volontari. Questo lo dico tutte le mattine. Guarda dove siamo arrivati dopo che con la pandemia siamo andati noi, rischiando anche la pelle, nelle case a portare un sostegno alla spesa, vestiti, medicine. Noi siamo andati, i politici erano a casa tranquilli, il mondo del volontariato li ha salvati. Come siamo stati ripagati? Che con giriamo col commercialista. Sport. Con la riforma dello sport. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo. Rinaldo, ti sei di guardare la televisione adesso? Adesso è salsa, se Dio beva il caffè, ci sei? Vabbè, dopo vediamo perché lui è un personaggio strano, ma poi arriva. Allora, quello che però si pensa, Presidente, è che bisogna agire come dicevo prima. Allora, lei l'ha detto e la ringrazio. Spero che anche questo incontro che abbiamo fatto a Sveglia Veneti serve per far capire che noi ci siamo, il mondo del volontariato c'è. È gratuito, Presidente, è gratuito, perché abbiamo mezzi anche di trasporto, vero Marco Scolese? Sì. Che delle volte il sabato e domenica sono chiusi perché dove vai, ecco, pulmini, abbiamo di tutto. Forse dobbiamo unire le forze, ecco, capire chi, non tutti, chi può aiutare, perché vede Presidente, anche il mondo del volontariato, e lo dico anche a Marco Scolese, hanno fatto un grande minestrone, siamo tutti dentro, allora tutti facciamo tutto. Alla fine troviamo la persona morta in casa perché non conosciamo nome e cognome e non siamo arrivati in tempo, la solitudine che aumenta sempre di più, il Presidente che dice come facciamo noi a salvarci da questi scalmanati, genitori compresi. Ecco, allora uniamo le forze, Presidente. Sa come definisco noi post riforma dello sport i nostri presidenti delle società? O eroi o pazzi, o assieme eroi pazzi, che dobbiamo ringraziare per l'impegno che ci mettono, perché effettivamente l'ha detto lei e concordo al 1000% che adesso dobbiamo viaggiare sempre non con il centravanti ma con il commercialista, e sono aumentati questi costi fissi. Mi permetta però un'osservazione solo sugli scalmanati, quelli della droga. Sono un mondo che per fortuna non appartiene al mondo dilettantistico e giovanile. Quando noi andiamo a vedere le nostre partite, troviamo, quando c'è tanta gente, 300-400 persone, e non ci sono questi gruppi, mi permetto di definire ultras, nel senso un po' cattivo della parola. Lei sta parlando con uno, parlavo prima di progetti nelle carceri, ma anche altri progetti, che soffre quando un ragazzo viene sanzionato.
perché vorrei prevenire, vorrei fare quell'opera a priori di educazione che probabilmente o per capacità o perché non ne abbiamo le possibilità non ci è permessa, non ci è consentita. Però noi sanzioniamo perché io sono garantista, nel senso che dico il ragazzo ha tutti i diritti, ha anche il diritto, fra virgolette, di sbagliare. È ovvio che l'adulto deve dirgli guarda che hai sbagliato e deve trovare il modo per farglielo capire che ha sbagliato. Però io sono ipergarantista, cioè i giovani mi piacciono e non voglio che ci siano quelle sanzioni, purtroppo le abbiamo dovuto prendere perché l'ultima soluzione è quella, abbiamo dato il massimo della sanzione per 2 volte 5 anni di squalifica a ragazzi di 17 anni che hanno aggredito un arbitro, ma roba di 20 giorni fa, cioè stiamo parlando di fatti attualissimi piuttosto. Presidente, sbagli, paghi anche, calma, perché... Però, sì, quando esageri devi pagare, con non c'è niente da dolore, fare. io lo dico proprio perché è una sconfitta non solo per questi ragazzi, è una sconfitta per noi, ma è una sconfitta per tutto il movimento, perché quando noi sanzioniamo in questa maniera, riconosciamo che il momento è difficile e rischiamo anche di creare un gruppo di persone incattivite nei giovani. Però vede, Presidente, e quindi dobbiamo anche non però vede, Presidente, lei ha detto una cosa importante. No, ma aspetti, perché così interloquiamo che è più bello. E anche a casa così sentono le varie... Lei ha detto una cosa importante. Nel mondo dilettantistico ancora non abbiamo questo problema. Calma, bisogna fare prevenzione però, perché non possiamo mica curare dopo. È qua che cosa dici Marco Scolese? È qua che dobbiamo intervenire facendo prevenzione prima che accada. L'ha detto lei, iniziamo già a dare 5 anni di squalifica al 17enne perché ha aggredito l'albero. Vede, qualcosa si sta muovendo, perché queste mele marce, se non vengono tolte subito, rovinano tutto l'albero. Sì, è un periodo... E perciò la fragilità che regna sovrana sui giovani, perché sono tanto fragili, Marco ne sa qualcosa, va protetta come? Facendo prevenzione anche dove non c'è questo bisogno. Prego, Presidente. Sì, no, l'ultima cosa, volevo dire che appunto soffrendo per le sanzioni che diamo, cerchiamo, cioè le metto fra virgolette, insomma, noi stiamo lavorando assieme anche al Presidente Gravina per una giustizia riparativa. Ti diamo 5 anni, dobbiamo darti anche la possibilità di recuperare, altrimenti abbiamo un momento di ragazzi e ragazze incattivite che non ci fa raggiungere il risultato sperato. E questo non deve accadere. Eccolo qua Rinaldo, poi andiamo in pubblicità. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Innanzitutto, pronto Mirella? Sì, ti sento benissimo Rinaldo. Ecco, allora buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ai giovani che caemo addosso tanti tabari, di tutto. Invece i giovani, vede tanti giovani bravi, figli di voi. E dopo bisogna che abbia dei personaggi che insegna a vivere. Che esempi hai? Dalla politica, dallo sport, se bastona dappertutto, impara a far quello, no? Abbiamo l'intelligenza artificiale, il nemo su è una, ma se rendiamo conto che quando noi avevamo anche a mangiare, andavamo a giocare su un campo, vedere 500 persone a San Polo, per dire, però se qualcuno faceva qualcosa, aveva 50 mamme, 100 persone che interveniva, che non aveva da fare così. E praticamente quei cattivi non venivano perché si eliminava da soli, perché nessuno li voleva. Questo è un bel sistema, perché i più cattivi, se ti escludi, si sente esclusi, bisogna che diventa buono e si vuole venire. La filosofia del calcio, però è così. E dopo anche al calcio. Cosa impariamo dal calcio? Che su una partita di calcio che vuol 2000 poliziotti, gli se bastona roba davanti, cosa che si impara? Non è vero, devo gli sport qui da soli, è il ciclismo, sport individuali che fa fatica e non sa neanche tanti schemi, è il podismo, che mi è sport. In Italia abbiamo solo che il calcio.
che si valorizza da tutto. Invece il calcio, i delinquenti, ma non vede altro, dito dalla televisione che fa vedere, non lo dicono. E allora i fiori avremo da dare un senso che si senta capire, si sente importanti. Se cominciamo a dire no qua questo, no televisione, più ti va via televisione, fa vedere massa, colpa, bande, fa vedere anche fiori bravi che lavora e studia per laurearsi, che ne sei tantissimi. Bisogna, e la vita non è una fiamma, facciamo il buonismo, questa roba di qua. E la vita fa la strada, se n'altra roba, i fiori giovani, se non niente, con un filo che le scarpe da 400 euro, una roba, e a tutto meno niente. Ti senti infantini. E se devo diventare di fare male che per avere le stesse robe. Ciao Mirella. Grazie caro Rinaldo. Prima di andare in pubblicità sentiamo un commento di Marco Scolese. Sì, quello che dicevamo prima appunto, bisogna fare tanta prevenzione e gli amici del calcio fanno prevenzione facendo calcio, ok? Non bisogna poi chiedere alle società sportive di fare anche più di quello per i quali sono nate, ok? E vale lo stesso per tutti gli altri sport. E il resto del mondo, le altre agenzie educative, la scuola per parte loro, appunto le società di calcio, ma anche gli enti pubblici. Ok, gli enti pubblici quante politiche giovanili fanno? Quante volte le politiche giovanili sono andate a parlare con le società di calcio per fare insieme delle progettualità appunto di promozione dello sport, di promozione del benessere? Purtroppo, ecco, questa sinergia, questo fare rete tra le diverse agenzie educative è un po', diciamo così, in difficoltà proprio perché, dobbiamo dirlo, poco finanziate. Presidente, poi andiamo in pubblicità. No, sono d'accordissimo con quanto ha detto, Marco. perché ci deve essere assolutamente una sinergia. Abbiamo usato spesso oggi la parola rete, ma è fondamentale. Quindi sinergia e rete fra tutte quelle agenzie educative che servono per fare... Ne abbiamo tante. Ne abbiamo tante. Ne abbiamo Forse tante. non sono sfruttate. E soprattutto, sono d'accordo, la politica non fa bene a queste agenzie educative che potenzialmente possono raggiungere tutti i paesi, tutto il territorio. Pubblicità. Allora, siamo un'altra volta in diretta. Io vorrei chiedere se possiamo mandare la locandina, voglio fargliela vedere al Presidente, che spero di avere anche ospite, la locandina del villaggio delle associazioni, eccola qua Presidente, del 13 aprile, proprio per cercare di dare quelle risposte con il mondo del volontariato a chi ha bisogno, che potete essere anche voi. Perché no? Però dobbiamo unirci tra di noi, Marco Scolesi, certo. Perché se ognuno di noi fa la sua cosa, poi finisce la domenica o il sabato, tiriamo giù il sipario fino al prossimo evento che farò solo io, tutti dietro il banco a aspettare la persona che arrivi a spiegare chi sono e la persona tira dritto perché sempre paura che cosa mi chiederanno, magari devo firmare qualcosa, ho paura, le truffe che ci sono in giro. Noi dobbiamo andare oltre quel tavolo, dobbiamo intanto essere uniti tra di noi, andare dove c'è bisogno, l'ha detto il Presidente, il calcio ha questo problema. Mettiamoci assieme attorno a un tavolo, cerchiamo come vedere la situazione da che lato, chi può aiutare, non tutti, chi può aiutare a far questo. Abbiamo maestri di judo, di arti marziali, gente che sa anche difendersi, gente che sa affrontare il pericolo, tutti lasciati là. Adesso finalmente qualche dirigente ha capito l'importanza. Nel coordinamento delle associazioni abbiamo Raffaele Garisi, che è stato uno dei primi col fratello ad aprire il capoeira, questa arte marziale molto protettiva. È andato nelle scuole, sa cosa ha detto? L'ho invitato. I ragazzi e le ragazze mi dicono, ma anche il prossimo anno facciamo questo. Capisce che forse i ragazzi vogliono essere protagonisti, sbagliare, come dice lei Presidente, però nel momento che cado c'è qualcuno che mi dà la mano e dobbiamo essere noi, perché da soli no. Prego Presidente. No, mi dispiace perché il 13, ho visto siete a Silea,
Io purtroppo non ci sarò perché parliamo un attimo di sport. Certo. Siamo in Sicilia col torneo delle regioni dove... Ma magari si vuol mandare qualche delegato, qualcuno che magari può parlare a nome suo, dare la parola, sentire se riusciamo, perché dobbiamo agire, Presidente, non possiamo più aspettare. Siete presso gli impianti sportivi? No, aperti, Presidente, proprio nella Restera dove c'è la centrale del Sile, uno dei posti più belli di Treviso che abbiamo bisogno di spazi, di respirare aria buona, aria sana, Presidente. No, chiuso, aperto come fate voi nel calcio, tutto aperto, però capire come dobbiamo muoverci, con chi, perché non tutti possono farlo, chi può fare questo, Marco, e tu qua hai spiegato molto bene che abbiamo questi educatori, queste persone che possono aiutare anche questi poveri, tra virgolette, presidenti che non sanno più, hai sentito il tavolo che fanno oggi per capire cosa fare? Lunedì, perché da soli non ce la fanno, ma non ce la faranno mai. E credo sia un appuntamento importante perché mettere sullo stesso tavolo tutte le componenti, certo, dagli arbitri che sono i più bistrattati in questo momento, ma anche agli allenatori, ai dirigenti e ai calciatori, il sindaco, credo sia fondamentale. I sindaci sono loro i responsabili della salute dei loro cittadini. Il sindaco Cizzadella che io conosco e che è un caro amico, anzi me lo saluti se c'è, e lui è sempre nel pezzo, lui ha capito l'importanza dei diversamente agili, tanto è vero che dà degli spazi enormi a queste associazioni con Mattia Catapan che fa delle cose incredibili, tu lo conosci, no Mattia? E lui ha capito l'importanza, però adesso dobbiamo andare oltre, dove c'è bisogno di fermare questi teppisti, perché questi sono teppisti, Sì. Questi girano col bastone, ma come l'ha portato dentro? In qualche maniera l'avrà portato, perché se ce l'ha, allora capisce che i controlli devono essere ferrei all'entrata. Soprattutto quando a commettere queste azioni non sono più i ragazzi, il 17enne, il 16enne, ma sono degli adulti. Bravissima. Degli adulti che sfogano, forse anche, non so se, ma mi assumo la responsabilità, certi di una certa impunità. Certo, Quindi, insomma, sono perfettamente d'accordo. Marco, cosa dici? Ma cosa io vuoi faccio aggiungere? nome e cognome, nel senso, l'esempio sono sempre gli adulti a darlo. Questi ragazzini non si inventano nulla che non abbiano già visto nel mondo degli adulti, certo, perché per natura aspirano a diventare grandi, aspirano a diventare adulti e quindi ci osservano come modello. Ok? Quando faccio un nome, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, in Mondovisione tratta come un bullo il presidente dell'Ucraina, senza entrare nel merito della questione chi ha torto e chi ha ragione, perché non è questo che mi interessa la forma, ok? Oppure la Groenlandia è mia? Lo tratta come un bullo, ok? E il vicepresidente lo prende in giro per come è vestito, ok? In Mondovisione. Oppure appunto comportamenti come dici tu, domani vado a prendermi la Groenlandia, quindi con prepotenza deve essere nostra. Deve essere nostra. Questi sono esempi che in Mondovisione facciamo vedere a tutti i ragazzi, per cui domani se un quindicenne nel pieno della sua tempesta ormonale decide che per prepotenza quel posto è mio, è diverso da Trump che vuole la Groenlandia? No. Se un quindicenne tratta Marco in maniera da bullo, ok, un ragazzino della propria squadra che magari è un po' più in difficoltà, si è inventato qualcosa o lo sta trattando da bullo come ha visto in TV il presidente degli Stati Uniti, uno che ha successo, ok, che ha trattato così il presidente di un altro Stato-nazione. Quindi siamo sempre gli adulti a dare gli esempi. Quindi io quando mi dicono ma sono dei delinquenti, ma sono delle baby gang, ma io sì, è vero, perché questo è il risultato, ma appunto è il risultato, parlando sportivamente, la partita qual è stata? Chi ha giocato quella partita? Come l'hanno giocata? Gli adulti che dovevano essere gli educatori, dove sono? Okay? Gli enti locali che dovrebbero prendersi cura di tutti i giovani, okay? Quanto hanno potuto o voluto finanziare i progetti appunto di prevenzione? Quanti soldi sono arrivati nelle casse delle società sportive per poter fare inclusione? Questi sono i temi, ok? Prendersela con l'ultima ruota del carro, perché alla fine il quindicenne, il sedicenne delinquentello è l'ultima ruota del carro. Certo.
sospendiamo per un attimo il giudizio, perché se uno ha fatto un fatto criminoso è giusto che poi paghi, abbia tutte le conseguenze, quindi sospendiamo per un attimo il giudizio. Ma io vedo un ragazzino di 15 anni in difficoltà che si sta rovinando la vita, cioè io adulto non posso non vedere questa cosa. E dire sei solo un delinquente, E non dire sai sei far solo un altro. delinquente, io devo dirgli che è un delinquente, io devo prendere misure, io devo sanzionarlo, perché l'adulto deve fare anche questo. Però non possiamo non vedere un ragazzino in difficoltà. E questo è il significato della ricerca della giustizia riparativa di cui facevo cenno prima. Correttamente. Noi non dobbiamo mollare l'osso, cioè dobbiamo recuperarli questi ragazzi in ogni modo. Dobbiamo far capire che hanno sbagliato come primo impatto e quindi sanzionarli, ma dobbiamo dare loro la possibilità di recuperare. Allora le racconto un fatto, io faccio questa giustizia riparativa e mi è arrivata una ragazza molto difficile che nessuno voleva, era stata mandata via, proprio non la voleva nessuno a fare il percorso rieducativo. Mi è arrivato e ho detto al giudice non c'è nessun problema. Lei ha fatto il percorso, io ho parlato molto chiaro con lei, ho detto prima di iniziare guardiamoci bene negli occhi e capiamoci, perché io non ti do la seconda possibilità, io ti do questa possibilità di essere inserita. Perciò se accetti devi fare questo percorso seriamente, se no qui c'è il giudice, dai da un'altra parte. Quando ho finito il percorso, sa cosa mi ha detto? Mi ha aspettato perché io ero qua, perciò ci sono i volontari, i miei volontari che sono bravissimi. Mi ha aspettato perché era l'ultimo giorno di recupero, mi ha abbracciato e mi ha detto io ti ringrazio Mirella perché per la prima volta nella mia vita mi sono sentita accolta, non giudicata, mi ha detto. Fondamentale. Allora capisce che siamo noi primi, Marco, che dobbiamo capire se stiamo facendo volontariato per l'accoglienza o se qualcuno fa volontariato per qualcos'altro, senza andare nei particolari, perché quello che stanno colpendo è proprio il volontariato serio, quello di prima linea, quello che cercava di dare il massimo con persone di 70, 80 anni, ma con un vissuto che erano meglio di psicologi, scusami, ma perché? Proprio per il loro vissuto, per quello che loro sanno cosa vuol dire fare accoglienza e non giudicare. Hai capito come funziona? E abbiamo colpito proprio quel mondo là che se ne sono andati perché a 80 anni dovevano andare a fare la formazione per fare il volontario. Tu sorridi, ma bisogna anche dirle queste cose. Sorrido per non... Io capisco, la formazione ci sta, la sicurezza, ma vediamo chi fa cosa. Invece cosa hanno fatto? Un grande minestrone, tutti dentro, il volontario ha detto anche no, sai Mirella, perché se devo fare tutte queste cose alla mia età sto anche a casa. Capisci che c'era un fine. E dov'è il fine? Proprio il fine subdolo, gli ATS. Sì, qua ti voglio Marco Scolese. Perché tutto questo? Perché stanno nascendo gli ATS, dove ci saranno, e ve lo dice la Mirella, una montagna di soldi, gestiti da pochissimi, e chi saranno? Allora adesso ho sentito, anche ieri avete sentito la sindaca di San Biagio di Calalta, Valentina Pilon. Io ho un incontro proprio questa mattina ed era con le mani nei capelli perché non si riesce a capire ancora dove andremo a parare, chi sarà il gestore. Allora io ho detto attenzione che non succeda che c'è il re, la regina e i principini, tutto il resto, bravo, è noia. Marco? Allora, Mirella, io cerco di mantenere la calma perché alcuni temi mi muovono dentro delle cose e cerco di fare un buon servizio, ok? Visto che siamo in TV e visto che ci sono appunto tanti tuoi telespettatori che vogliono capirci un po' di più, ok? Vogliono capire un po' di più di questo mondo. Il volontariato è appunto questo grandissimo movimento senza il quale, ok, ci sarebbero tantissime falle proprio nella nostra società, perché vanno a colmare tutta una serie di necessità e di bisogni che altrimenti scoperti. L'altro giorno c'era uno studio che diceva se non ci fosse il volontariato, ok, quanti problemi avremmo e quanta spesa pubblica in più avremmo. Quindi questo è il grande mondo del volontariato, fatto da 1000 cose. Però c'è un punto che che io ci tengo sempre a chiarire. Il volontariato è gratuito, diciamo così, per le persone che mettono a disposizione il proprio tempo, ma per fare volontariato servono risorse.
servono risorse economiche. Adesso il Presidente diceva sarà in Sicilia, io in Sicilia ho fatto la mia infanzia e lì mio nonno diceva senza soldi non si canta neanche la messa, ok? Ma questa è una battuta per dire servono risorse economiche. Per una piccola associazione di volontariato come Oltre l'Indifferenza, proprio per le normative che ci sono e perché noi vogliamo lavorare con tutti i crismi, ok? Certo. Perché un cavillo poi fa saltare l'intera associazione, significa decine di famiglie che rimangono senza il servizio di accoglienza per i loro figli adulti con disabilità, ok? Quindi noi vogliamo fare le cose fatte bene, però siamo tenuti a una serie di adempimenti che sono veramente oltre le competenze dei volontari che vogliono fare bene il loro mestiere. E allora abbiamo corsi obbligatori, abbiamo revisioni, abbiamo bilanci che devono essere fatti secondo dei modelli specifici, e allora abbiamo tutta una serie di adempimenti per dimostrare come facciamo le campagne di raccolta fondi, perché ogni euro che transita per l'associazione deve essere certificato. Quindi insomma abbiamo tutta una serie di adempimenti che ci complica parecchio la vita. Per fare questo servono professionisti. Noi abbiamo dovuto assumere una responsabile amministrativa che segue tutte queste questioni. Esatto. Una responsabile amministrativa. Una piccola associazione, come ha detto Marco, non stiamo parlando di una realtà che gira milioni di euro, cioè stiamo parlando di una realtà che chiude il proprio bilancio a fine anno con 200-300 mila euro, ok? Dando servizio a una cinquantina di famiglie, ok? Avete capito? Ecco, noi abbiamo dovuto assumere una persona che si occupa di tutta la parte amministrativa. Quanto costa un dipendente? Ok, Appunto. e questi soldi da qualche parte devono venire, non possono pagarli tutte quante le famiglie o recuperarli. Allora, invece di investire nella mia associazione, di cercare di devo darlo allo Stato, perché lo Stato mi impone di fare, ecco, di essere tassato in questo. Rinaldo da Piazzola sul Brenta, un altro Rinaldo, ciao. Rinaldo. Sì. Pronto, prego. Buongiorno. Buongiorno. Io sono... Pronto, mi sente? Sì, benissimo. Buongiorno. Sì, io sono un dirigente della squadra di calcio qui dilentante di Piazzola. Da una vita sono nella squadra, nel calcio, prima come giocatore da bambino fino a essere dirigente attualmente con la prima squadra. Conosco bene il Presidente Luzza, al quale faccio i miei complimenti perché ho avuto modo di incontrarlo più volte, qui anche nella nostra squadra, quando facciamo la presentazione delle squadre, è sempre presente, è sempre un onore avere modo di parlare con il Presidente. Niente, io volevo dire che nella mia lunga esperienza dilettantistica mi ricordo che per quanto riguardava la parte disciplinare, diciamo, mi ricollego al discorso che faceva prima quando appunto soffriva nel combinare le sanzioni ai ragazzi. Mi ricordo che il mio allenatore mi diceva all'inizio della stagione: dobbiamo vincere la Coppa Disciplina. La Coppa Disciplina che mi pare di capire esiste ancora, però diciamo passa abbastanza in secondo piano questa cosa, cioè questa speciale classifica che premia, tra virgolette, chi si comporta meglio, chi riceve meno ammonizioni, chi si comporta bene in campo e fuori. Secondo me andrebbe diciamo potenziato il premio per chi si comporta bene. Cioè, deve essere secondo me un motivo di una spinta verso, diciamo, una spinta a fare meglio, a comportarsi bene, al fair play, cioè, io mi ricordo che noi ragazzini partivamo proprio con questa noi ci prefissavamo di vincere la Coppa Disciplina, e ce l'abbiamo fatta, tra l'altro stiamo parlando del 1978.
però ecco, secondo me diciamo che dovrebbe partire dall'interno della società e della stessa federazione la spinta a metterci qualcosina in più che possa spingere verso a un fair play, a un comportamento migliore da parte di tutti i ragazzini e di conseguenza anche i più grandi. Molto chiaro, ti ringrazio della telefonata, penso faccia piacere anche al Presidente Ruzza sentire questa telefonata, ma ha sentito cosa ha detto? È un onore parlare con lei. Capisce, Presidente, che i ruoli sono importanti? Ha ragione Rinaldo, perché i ruoli sono importanti. I ragazzi hanno bisogno di avere dei punti di riferimento con dei ruoli importanti, identificarsi su quel ruolo. Anch'io un domani potrò diventare Presidente, anch'io saprò gestire questa squadra, perché il riferimento lo stanno vedendo lei, pacato, che sta cercando di aiutare, di capire dove sta il problema. È questo che si deve fare, ma vicino a lei ci deve essere una squadra, sì. Presidente, che da solo non si va da nessuna parte, e lo ha detto bene, c'è questa Coppa Disciplina, invece di sempre di sanzionare, cerchiamo anche di premiare, c'è la sanzione ma c'è anche il premio. Vuoi arrivare a questo premio che è importante per te? Iniziamo. Prego, Presidente. Volevo dire che ringrazio Rinaldo per le parole che ha detto, ma volevo dire che l'onore è mio, nel senso che io cerco di non limitarmi mai, e i miei mi accusano di questo, e dove mi chiamano io cerco di esserci sempre, nel limite ovviamente delle possibilità, chiaramente. Però vado, ha ragione, insomma, ci siamo visti, ci vediamo in qualsiasi momento, o la presentazione o la vittoria, sempre o presente, la cena vero? di Natale. Sempre presente. Anche i miei collaboratori dicono: ma no, non puoi andare avanti così. Cambia collaboratori, Presidente, ora. Entrando nel merito della Coppa Disciplina, mi fa piacere per due motivi. Primo, perché spesso succede che chi vince il campionato vince anche la Coppa Disciplina. E ha ragione, ci sono degli allenatori che dicono, coscienti della forza tecnica che magari non può aspirare alla vittoria, ma insistono nel comportamento. E quindi nella Coppa Disciplina. Noi la Coppa Disciplina l'abbiamo anche valorizzata. Oltre che consegnare, noi facciamo a giugno, posso anche anticiparlo, proprio ieri abbiamo deciso di fare il 14 giugno, sabato 14 giugno, facciamo la festa delle benemerenze, delle premiazioni regionali, dove premiamo dirigenti come Rinaldo e premiamo chi ha vinto o la Coppa Disciplina o il campionato. Ma chi vince la Coppa Disciplina, oltre alla Coppa e le medaglie per i giocatori che l'hanno vinta, trovano anche la gratuità dei diritti di iscrizione, se rimangono sotto un certo punteggio. Quindi è un riconoscimento effettivo. Non da poco. Effettivo, è assolutamente vero. Quindi fanno piacere queste telefonate, fa piacere perché riconoscono, ha detto bene, cioè io cerco sempre... Cerco il noi piuttosto che l'io, perché è fondamentale. Volevo solo dire una cosa, a me piace molto tutto, ho imparato oggi qualcosa da quello che è stato detto, mi è piaciuto tantissimo. Io dico in maniera semplicissima ai nostri dirigenti, ai nostri ragazzi, cioè anche Rinaldo ha parlato di fair play, di rispetto di tutti, di se stessi, degli avversari, degli arbitri e quant'altro. Io credo che un sentimento che bisognerebbe utilizzare di più, che costa nulla ma che paga tantissimo, è la gentilezza. La gentilezza, se tu entri in un campo con un sorriso, e vale per tutti, lo dirò lunedì anche agli arbitri, se un arbitro si presenta sorridente, si presenta disponibile, non ci devono essere steccati, non ci deve essere nulla, non ci devono essere distintivi, io sono così, tu sei colà, devi fare... No, abbiamo parlato prima, rete, sinergia, è fondamentale. Tutti, io sono veneziano, permettetemi questo eufemismo, tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, perché se uno rema da una parte e l'altro rema dall'altra, la barca rimane ferma.
Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Vede Presidente, voi però, se io devo essere sincera, un passo in avanti era stato fatto. Nel momento che queste squadre escono dagli spogliatoi, quei bambini per mano. Si era capito che c'era bisogno di avere anche una fragilità vicino alla forza, si era capito. Il problema è che questi bambini non devono tornare negli spogliatoi, devono andare nelle tribune, con gli educatori, con loro. Quanti bambini possiamo avere in questo? Siamo pieni di scuole, anche fortunatamente ne abbiamo ancora, saranno anche poche. Asili, integrazione. Vedrete, io sono convinta, Marco, forse ho alzato un po' troppo l'asticella, ma mi sento di dirlo, che ce la faremo senza le forze dell'ordine. Come mai quando organizziamo noi tanti eventi con tantissima gente aperto a tutti non succede mai niente? Non chiamiamo neppure la Croce Rossa a volte, neppure le forze dell'ordine. Tranquillo. Come mai nelle sagre quasi sempre tutto funziona, tutti si divertono? Perché c'è la gente, il numero. E allora questi sbandati si sentono isolati, come ha detto prima, no? Isoli automaticamente, perché il numero delle persone che hai di fronte non ti permette di fare... Uno l'ha detto questo. L'ha detto, non ti permette di fare certi gesti perché verresti subito individuato. Ed emarginato. Allora, uniamo le forze, Presidente, come stiamo cercando di far capire stamattina. E il 13 aprile noi abbiamo 100 associazioni iscritte, non una. 100 associazioni che si rendono disponibili, che vogliono dare il loro contributo, ma se poi non c'è qualcuno che capisce perché l'appartenenza, poi adesso poi siete tutti in campagna elettorale, il Presidente sta attento, fammi un piacere, perché siete tutti in promesse a Iosa, tu dammi il voto che vedrai cosa ti arriverà, San Gennaro, San Marco, vengono giù. Dobbiamo stare attenti perché si rischia di strumentalizzare anche il mondo del volontariato e non è possibile che avvenga questo. Marco? No, ma mi dai proprio il gancio per raccontare l'ultima nostra iniziativa, nostra intendo di Oltre l'indifferenza, e mi dai il gancio proprio da questa immagine del campione, del calciatore campione con a fianco tenuto per mano magari il ragazzino, ok, quello che deve ancora formarsi, o in alcuni casi anche la persona con disabilità, il ragazzino con disabilità. Questa immagine è proprio l'immagine della nostra prossima iniziativa. Noi saremo presenti come Oltre l'indifferenza al Vinitaly. Ma okay. Cosa c'entrate voi della disabilità sì. ok, con il vino? E te lo racconto. Noi abbiamo un fuoriclasse, ok, un'impresa, una cantina Ca' dei Falchi, che è un fuoriclasse del mondo del vino, che ha deciso di portarci per mano appunto nel campo grande del Vinitaly. Loro sono ovviamente lì come espositori, così come altri appunto loro competitor, però loro hanno deciso che un pezzo, metà del loro stand, lo allestiscono per Oltre l'indifferenza. Bellissimo. E dicono, voi in questo modo farete il Vinitaly insieme a noi. Loro sono una azienda, ma innanzitutto una famiglia, la famiglia Buffon, che è stata sempre molto vicina a Oltre l'indifferenza, dicendo, voi fate tanto per il territorio, io voglio sostenervi perché ci credo in quello che fate. E con lo stesso spirito ci porta al Vinitaly, dice, noi andiamo lì come impresa, quello è un luogo di grande visibilità, noi vi portiamo proprio come il fuoriclasse per mano in quel contesto, così avrete anche la visibilità che vi permette di avere anche nuovi sponsor, nuove conoscenze, nuovi potenziali sostenitori appunto e finanziatori al vostro progetto. Quindi appunto unire le forze tra imprese e volontariato, tra profit e no profit, tra associazioni, è proprio quel camminare per mano che permette a tutti di crescere, non solo a crescere noi di Oltre l'indifferenza perché ci porta per mano Ca' dei Falchi, ma di crescere anche Ca' dei Falchi in credibilità, in sostenibilità, in azienda che in questo territorio oltre a produrre restituisce.
E questa parola restituire forse è anche un po' il centro del nuovo, diciamo così, il nuovo accordo tra imprese e volontariato, che secondo me insomma ci sono i tempi maturi per poterlo fare. Grazie a Marco Scolese, referente associazione Oltre le Indifferenze e non solo, grazie veramente a Giuseppe Ruzza, presidente di questa FIGC molto importante, un calcio che è padrone in questo momento per quanto riguarda lo sport in generale, perché i numeri che avete voi non li ha nessuna, questa è la verità, perciò cerchiamo di concentrarci anche su questo. Pubblicità. E vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo il già onorevole Raffaele Baratto, Forza Italia, qui presente questa mattina. Aspetta, perché c'è di dirmi Vara Mirella che forse, ma noi abbiamo conosciuto così, dopo racconta bene cose chi sei, cose chi ha fatto. E saluto anche finalmente, peso del Papa questo, è il sindaco di Marcon, Matteo Romanello. Buongiorno a Voi tutti. non avete idea quante volte, ma giustamente però, io li difendo sempre i sindaci perché sono quelli sul territorio, quelli che all'improvviso veramente devono mettere la pezza immediatamente, perciò capisco che delle volte Mirella non riesco più ad arrivare perché mi è capitata una mazzata. Quanto importante è essere nel territorio, ma soprattutto cercare di ascoltare quelle persone che veramente hanno il diritto almeno dell'ascolto, perché capisco che la bacchetta magica proprio non ce l'avete, però l'ascolto sì, quello è dovuto. Prego Romanello. No, è fondamentale Mirella, perché senza il contatto con la cittadinanza, con i miei paesani, perché io lo dico in maniera forte, io mi sento marconese, sono sindaco di Marcon, ma mi sento marconese e voglio vivere il paese, quindi questo mi rende orgoglioso. Ascoltare per recepire e per riuscire anche a dare le giuste risposte. Parlavamo prima di volontariato, ho sentito, come dicevi giustamente, è un settore in difficoltà, c'è sempre meno disponibilità nelle persone perché le problematiche sono tante, si va dalle difficoltà economiche a difficoltà familiari, però l'opportunità di dare una mano anche a favore del prossimo, di chi sta peggio, secondo me è doverosa e ognuno, secondo me, anche dall'insegnamento scolastico nei confronti di quello che è un dovere civico, ok, dovrebbero cominciare a dare un piccolo contributo a favore del territorio, a favore delle nostre associazioni di volontariato, quindi lo ritengo davvero importante. Grazie Sindaco, perché è la verità e soprattutto ecco, questo grazie lo dobbiamo dire a tutti quei volontari diversamente giovani, come li chiama Mirella, che nonostante anche patologie, problemi, riescono sempre a dare un contributo, veramente, ma nel vero senso della parola, perché tu chiami e loro ci sono, loro rispondono. Forse perché hanno un vissuto diverso però, Baratto, da quei giovani che abbiamo adesso, persone che hanno vissuto la guerra, hanno vissuto la miseria, la fame, il sacrificio, il dovere del lavoro, ecco il lavoro che li ha fatti veramente uscire dal tunnel, perché se non lavoravi non ce n'era per nessuno, si inventavano ecco i giochi perché non c'era assolutamente niente, però quella creatività usciva e riuscivano anche a divertirsi. Cosa è successo, Baratto? Che non è Forza Italia ma è Coraggio Italia o abbiamo cambiato? No, però siamo partiti da Forza Italia, poi naturalmente si cambia in politica ed è anche giusto perché si cerca di capire dove andare, anche perché c'è una confusione in giro che non vediamo. Allora, prego Baratto. No, beh, quello che ha detto il sindaco sicuramente è assolutamente vero. Oggi il volontariato mai come ora è importante, perché purtroppo sia per questioni lavorative, per questioni anche della società stessa, che si è anche allontanata nelle relazioni, un po' anche il Covid, cioè, e un po' logicamente la tecnologia. Oggi vediamo che purtroppo i ragazzi non hanno più il contatto diretto, anche magari se sono in compagnia, ma ti vedi che continuamente è sul telefonino, ma vedo anche le famiglie stesse, alle volte ti trovi su un ristorante o su una pizzeria che all'interno di 4-5 familiari c'è chi magari oltre su 5 magari 3 che continuano col telefonino piuttosto che con... Per cui ecco che da là
che una volta iniziava il rapporto, quando tu ti parlavi, quando tu avevi contatto diretto, e da là iniziavi quel rapporto che dopo veniva anche più forte verso il prossimo, e il volontariato credo che partiva da là, partiva dalle nostre origini. Oggi viene un poco meno, diciamo che anche i giovani purtroppo hanno meno opportunità di prima, perché io non posso scaricare tutto verso i giovani perché non è assolutamente giusto. Io credo che è una società che ha un cambiamento continuo, e questo chi come noi, chi amministra, chi ha qualche anno di più, deve stare attento e dare una mano a questi giovani per far capire, non sempre dare una colpa. Credo che bisogna fare il passaggio di testimone giusto. Ecco perché io credo sia importante per chi è nel territorio e chi oltre che far volontariato ma amministra, deve stare anche molto attento, anche se oggi ha molto meno possibilità anche economiche di prima, perché è facile dire bisogna fare, però bisogna anche dare la possibilità di fare, altrimenti c'è sto stacco che sicuramente viene più forte dell'unione, che sarebbe più importante. Leone da Trebasele, che vai Leone? Sì, saluti tuoi. Allora, adesso che si parlava di volontariato, è venuto in mente che forse a Gaza c'è qualcuno che sta facendo volontariato e come se la sta passando. Io vorrei proprio sapere cosa si sta facendo per Gaza, se c'è qualcuno che dice qualcosa, perché prima c'erano i dazi, adesso ci sono le borse, e di Gaza non se ne parla. Adesso hanno detto che non c'è più un forno che funziona a Gaza perché non c'è farina. Quelli che non muoiono di bombe muoiono di fame, se non muoiono di fame muoiono di tempo. E c'è il mondo nel disinteresse generale che non parla di questo. Quello che sta succedendo a Gaza è che hanno scoperto sotto Gaza un giacimento di gas enorme e gli israeliani non vogliono che il gas vada ai palestinesi. Questo è il problema di Gaza, ma i giornali non riescono a capire questa cosa, non la dicono questa cosa. Ma quanti altri morti devono succedere per quel gas che c'è sotto Gaza? Ciao Mirella, grazie. Terre rare, dappertutto abbiamo. Però Prego Romanello. ha ragione il signore da casa, nel senso stiamo vivendo un momento politico veramente incredibile, nel senso c'è un'instabilità galoppante, lo vediamo dalle ultime dichiarazioni, leggevo stamattina i giornali di Trump, siamo costantemente bombardati da instabilità e stiamo perdendo un pochino il focus, nel senso le guerre stanno continuando, non si stanno stoppando. Una delle motivazioni che aveva posto da subito Trump era quella di poter dar fine alle guerre. Ahimè, questa cosa non si sta concretizzando. Non perdiamo il focus su quelle che sono le vere necessità del mondo, la pace prima di tutto. E un'ultima considerazione, Mirella, voglio dirlo davvero ad alta voce, sono un po' preoccupato per l'atteggiamento anche europeo che stiamo prendendo negli ultimi giorni, perché armarsi non è mai un buon segnale. Io vorrei capire tutti questi investimenti a cosa servono, nel senso ci dobbiamo veramente preoccupare, dobbiamo porci un punto interrogativo, stiamo andando incontro a una guerra e forse anche i giornalisti non riescono attualmente a essere così trasparenti o dare una visione che non sia un po' politicizzata. Mi aspetterei una linea anche editoriale da parte del giornalismo a livello nazionale diverso, per poter dare la possibilità a tutti di capire il periodo particolare che stiamo vivendo. Oddio, bisogna vedere anche se c'è la possibilità di fare questo, caro Sindaco Marcon, perché sappiamo benissimo come sono i giornali e cosa dicono e come devono dirlo, non solo i giornali. Io faccio parte di una televisione privata e ne sono orgogliosa,
perché abbiamo proprio la libertà di parola, la libertà di far ascoltare anche quello che dice il cittadino a casa. Le telefonate non vengono selezionate, sono dirette, certo. Però io vedo da parte veramente dei nostri cittadini un buon senso, anche quando li intervistiamo vanno sul concreto, dicono le cose veramente per quello che loro vedono e sentono nella maniera giusta. Forse c'è una parte della politica che sente e non ascolta perché i segnali li avevano dati. Ecco, inutile che ieri avevo la Confartigianato che diceva inutile adesso che si lamentino di Trump, i segnali li aveva dati di quello che sarebbe successo e di quello che voleva fare. Se qualcuno non li ha ascoltati è un problema che adesso dovete risolvere voi. Baratto, ma cos'è la politica? Allora, la politica che non ascolta i segnali che dovrebbe ascoltare, ma che poi si ripercuotono, perché chi pagherà tutto questo? Le fragilità, esatto. Le piccole aziende, le piccole industrie, è là che veramente avremo, ma sono quelle che hanno tenuto in piedi il paese Italia in tutto questo, in questi anni. Prego Baratto. Sì, questo è un momento molto delicato, credo, perché mai è un cambio epocale, perché questa credo sia il segnale che si sta avendo. Allora, credo che l'Europa debba assolutamente intanto fare un cambio di passo, anche perché è inutile mettere continuamente restrizioni, regole su regole. Oggi bisogna guardare oltre, bisogna avere un po' visione di cosa sta succedendo. Anche il discorso del patto di stabilità, credo che il patto di stabilità sia completamente da rivedere se vuoi che l'Europa vada avanti. Il Green Deal, anche quello, bisogna stare attenti perché non possiamo, anche sulla questione ambientale, che tutti siamo d'accordo, perché un cambio di passo anche sulla questione ambientale bisogna darla, però bisogna stare attenti anche alle imprese che hai nei territori e alle imprese che tu hai in questi paesi, anche perché credo che mai come oggi l'impresa non vada sottovalutata, perché ma sostenuta? È assolutamente sostenuta. Oggi tu devi, come Europa, inutile mettersi a fare guerre tra paesi, credo che bisogna far una compattezza mai come ora che sia davvero forte e dare forza e sostenibilità alle imprese. Ricordo il 4.0 che è stato un passaggio molto importante, oggi purtroppo vale il 20%, però bisogna assolutamente portarlo avanti, perché non più quel 20% ma dare possibilità a queste imprese di intervenire. Sì, però vede Baratto, il problema è che siamo stanchi di parole, bisogna fare fatti, bisogna agire, perché parole ne abbiamo viste, commissioni, ma non arriva. Fermo Baratto, se non mi cade la linea, abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Per quanto riguarda il riarmo dell'Europa, andrebbe bene se ci fosse un'unica mente, nel senso che ci fosse un unico esercito che governa tutto il riarmo. Cioè, il riarmo è facoltativo, ha messo 800 miliardi fuori da ogni budget e ogni Stato può decidere quanto può spendere. Però come al solito adesso si riarmano ogni Stato. Poi diranno, forse è meglio che facciamo l'esercito unico e lo riarmeranno anche quell'esercito lì. È il solito giro per far spendere soldi sempre di più ai poveracci a scapito, e i ricchi però si portano le sedi fiscali all'estero. E questo secondo me è quello che mi preoccupa. Un esercito unico, bisogna puntare per un esercito unico, e a matto si dà un matto e mezzo. Se Trump ha messo i dazi, noi dobbiamo pretendere il Nord Stream riattivato, quello che arriva dalla Russia. Buona giornata signori. Grazie al nostro veramente a Claudio da Marano Vicentino, però Sindaco Romanello, quello che abbiamo bisogno di capire è cos'è l'Europa. Voi siete centrodestra, questa mattina cosa vi aspettate da questa Europa dove anche la Premier Giorgia Meloni sta cercando di capire anche lei, perché qualcuno accusa, ma non è mica facile muoversi, perché l'Italia è in Europa, l'Italia è nel mondo e dobbiamo capire di non farci anche tanto male, perché non siamo in grado ancora di autogestirci. Cioè, se non arrivavano il PNR dall'Europa, non so che fine faceva l'Italia, poi non avevamo neanche più gli occhi da piangere, attenzione, ma li deve restituire, certo una parte, ma almeno mi hanno dato un po' di respiro, poi vedremo come restituirli.
sì. Ma almeno mi hanno fatto respirare, o sbaglio, Sindaco? Sì, assolutamente, hanno portato investimenti, stanno dando lavoro, stanno mettendo in movimento l'economia. Tra l'altro abbiamo capito, Mirella, che il patto di stabilità c'è solo per le cose che per alcune cose, mentre quando c'è da armarsi si può andare tranquillamente in deroga, e questo è un aspetto che metterei all'attenzione dei tuoi ascoltatori. Cos'è l'Europa? L'Europa attualmente è un'aggregazione, io lo dico da un po' di anni, che non ha trovato neanche la giusta coesione. Che messaggi stiamo dando quando interloquiamo con i grandi leader mondiali in maniera separata? Quando vediamo Macron andare per i fatti suoi, quando vediamo Orban andare per i fatti suoi. Io ho apprezzato l'intervento di Giorgia Meloni e il mantenimento di un rapporto che si vuole consolidare nel tempo, perché comunque non possiamo dimenticarci che l'America è strutturata, è fondamentale anche nei rapporti che ci hanno visto anche nel passato collaborare assieme, e anche per quanto riguarda l'ambito commerciale, industriale e di sviluppo. Da qua però, diciamocelo in maniera forte, servirebbe una voce unica, servirebbe una leadership unica. Von der Leyen probabilmente non avrà queste caratteristiche ed è là proprio perché non ha le caratteristiche del leader, e così stiamo mettendo in evidenza che l'Europa non è unita, non è forte e non è riuscita a essere incisiva in quelle che sono state anche le contrattazioni per la pace. Sì, ma intanto che l'Europa non è forte, l'America traballa perché non è che stia così bene come si pensa. Vero. Forse possiamo andare a cercare qualcos'altro da un'altra parte, in attesa perché così non possiamo rimanere fermi ad aspettare che magari Trump cambi idea, e soprattutto, ecco, queste guerre a macchia di leopardo, ma perché? Perché ci sono sottosuoli ricchissimi, diciamocela bene. E subito Trump, la prima cosa che ha chiesto dell'Ucraina, ha detto le terre rare, non è che ha detto aspetta che vado da un'altra parte. Baratto, ma la politica è fatta solo di business, è fatta solo di un rapporto con i grandi, nel senso di chi ha tanti soldi, ha tanto potere, posso arrivare dove, ma a scapito di chi? Perché il paese è in affanno, Guardate che non so se vi rendete conto, io ho le associazioni di categoria che sono veramente preoccupati, perché il paese non è che è stato tenuto e viene tenuto dalle grandi multinazionali. Il nostro paese era fatto di piccole e medie realtà che ancora ci sono e dobbiamo ringraziare, ma dobbiamo proteggerli, perché se perdiamo questi basta, non ce ne sarà per nessuno. Non è che dobbiamo poi inventarci chissà cosa, perché le multinazionali prendono la ciccia e lasciano le carcasse, e vediamo sono operai con famiglie che rimangono a casa dalla sera alla mattina, magari con SMS. Ecco, capisce che la politica si deve muovere. Io credo che la politica, come la vera politica, è la mediazione. La politica è sempre stata non per il business, ma per mediare, per portare avanti le politiche delle persone, dei territori. Noi veniamo da un periodo di globalizzazione, che ci spiegavano tutti quanti che era il futuro e il bene. Per un periodo probabilmente lo è stato, ma questo sicuramente ha penalizzato i nostri territori, ha penalizzato le piccole e medie aziende, okay? E ha dato forza a quelle multinazionali che si sono sempre più rafforzate. Oggi stiamo vedendo che c'è un dietrofront di fatto, perché questo sta succedendo, perché prima si inizia con la guerra commerciale, poi purtroppo la guerra si trasforma nel dramma, come sta succedendo in Europa, come sta succedendo in Palestina e Israele. Questo è purtroppo. La politica deve di nuovo intervenire, perché forse, colpa dei grossi gruppi, delle multinazionali, era stata un po' svilita. Oggi bisogna che la politica torni in primo piano, torni a essere quello che è la vera politica, la mediazione, perché con la politica non dovrebbe mai succedere quello che sta succedendo. Okay? E io credo però che se oggi l'Europa, okay, fa quello che c'è intenzione di fare, cioè la guerra commerciale, credo che andiamo per la strada più sbagliata possibile. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro!
Grazie Mirella, ciao. No, prima una battutina prima di dire che quando che telefonare a quell'altro Rinaldo non deve essere, pensavo a finire che telefonerà anche il parente brasiliano di Rinaldo, Rinaldinho, vabbè è una battuta, no? Quello che mi ha impressionato è quello che sta facendo adesso Trump, è che non è una novità, ma è l'accelerazione che dà Trump, perché che l'America si sta allontanando dall'Europa e sta avendo un'evoluzione economica concorrenziale all'Europa è da anni che c'è, non è una novità. Anche Biden ha fatto alcune iniziative politiche in tal senso. Quello che mette in evidenza Trump, adesso economia, tra tante cose, che l'Europa si è trovata impreparata, cioè come dire, doveva aspettarsi un'accelerazione del genere. E mi preoccupa perché ho sentito parecchi, vado veloce, ho sentito parecchi esperti che hanno detto che quando andrà via Trump tra 3, 4, 5 anni, non è che si ritornerà in Rio, ma quello che sta facendo Trump rimarrà comunque. E questo secondo me pone veramente delle domande importanti, quasi come dire, da dover risolvere. Per esempio l'America si disimpegnerà molto dal punto di vista militare dall'Europa. E per forza che l'Europa deve pensare a difendersi, che vuole di armo. Dopo, come dire, fatto in una maniera o in un'altra, bene o male, si discute, ma negare che l'Europa deve avere una dimensione militare, visto che l'America va via per forza, ma dopo anche un altro problema, e chiudo, il sindaco De Marco ha detto che apprezza il discorso della Meloni di rinforzare la collaborazione, era proprio con l'America via parlando, però usando sempre parole da Meloni, che le esportazioni italiane verso l'America rappresenta il 10% del totale, ma noi altri Italia andiamo ad ancorarsi al 10% del totale del commercio estero. Per me seria sbagliato, cioè noi altri dovremmo cercare e sperare che l'Europa trova sempre più unità per andare ad esportare e avere rapporti con le altre parti del mondo. Mi ricordo sempre che il Nord Italia, il Veneto, la stragrande maggioranza dei suoi rapporti commerciali, industriali, via parlando, con la Germania, con la Francia, con l'Europa, cioè per me questa qua è la stella polare da seguire. Noi altri siamo interessatissimi ad avere tutti i rapporti possibili con l'Europa e dovremmo sperare che l'Europa sempre di più prenda veramente piede, diventa una realtà, perché sennò noi altri come Italia stiamo spacciando, non avremo noi altri a forza di stare in piedi, cioè, diventare uno Stato alleato dell'America e basta. Diventiamo di serventi ancora di più di quello che siamo adesso. Io non voglio contestare né Meloni né Salvini, ma mi sa che la loro linea politica estera nel futuro sia sbagliata. Noi altri dovremmo lavorare perché l'Europa diventi una realtà. Grazie Vladimiro, devo correre perché sennò non riesco. Andiamo a vedere ancora questi dazi, rischi export, e sentiamo cosa dice questo premio Nobel, persone competenti. Le colline del Prosecco, con il loro vino stimato in tutto il mondo, sono le vittime principali dei dazi voluti da Donald Trump. È la provincia di Treviso, con 355 milioni di euro, costituiti soprattutto dalla produzione vinicola, la provincia veneta più esposta alle misure economiche del presidente americano, secondo i dati elaborati dalla CIA Agricoltori Italiani. L'agroalimentare della Marca rappresenta il 19% del totale dell'export verso gli Stati Uniti ed è il più alto in termini assoluti tra le province del Veneto. Dopo Treviso è la provincia di Verona, spinta anche lei dalla produzione vitivinicola, a perdere. Seguono Venezia e Padova. Dazi che stanno facendo tremare le categorie economiche che perfino il premio Nobel americano per l'economia Paul Krugman ha definito crazy, pazzi. Penso che sia un folle, che il nostro presidente sia folle. L'America ha impiegato 90 anni per costruire un sistema di rapporti commerciali internazionali e Trump ha gettato tutto all'aria. Krugman, a Padova per un convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Architetti, non ha usato mezze parole per definire anche le conseguenze dei dazi. È una politica impopolare, ma noi abbiamo un sistema presidenziale e il comandante in campo ha una libertà quasi illimitata nell'imporre i dazi, quindi se Trump ammettesse l'errore
errore, cosa che lui non fa di solito, questa cosa non cambierà presto. Unless Trump changes his mind. Così ha concluso Krugman, lasciando poche speranze su un possibile cambio di rotta del presidente. E così sentenziò questo premio Nobel Krugman e dice: è un pazzo, cosa sta succedendo? Tanti anni per cercare di unire, ecco, di scambiarsi anche queste potenzialità che tutti i paesi hanno all'improvviso, ma quello che veramente fa tremare i polsi a qualcuno è che si colpiranno le fragilità, quelle aziende che non riusciranno a sopravvivere, e sono tante, non solo in Italia ma anche in Europa, nel mondo. Ecco, pensiamo al Madagascar che con questo prodotto meraviglioso che ha la vaniglia, ma non sarà in grado di reggere dei dazi il 45%. Come farà? Vuol dire morire, sindaco. È vero che abbiamo visto Trump fare dei passi avanti, passi indietro, quindi di Trump non possiamo assolutamente stupirci. Questo ci obbliga sicuramente a dover aprire gli occhi e guardarci attorno a 360 gradi, quindi trovare anche altri mercati di esportazione. Dopo ti dico, Mirella, secondo me un cittadino americano che può permettersi uno dei nostri prodotti di eccellenza rappresenta un determinato livello, un determinato ceto, quindi un ceto ben determinato. Però ovviamente questo avrà delle ripercussioni importantissime, non so su che grado, non so che in percentuali, ma vedevo un servizio vostro nei giorni scorsi, si ipotizzava una perdita del 20% più o meno in quelle che sono le vendite che riguardano quindi l'esportazione verso l'America. Sono davvero molto amareggiato perché penso che la guerra dei dazi non porti beneficio a nessuno. Anzi, porta un'instabilità che stiamo vedendo nelle borse, che crea ulteriore instabilità, che rende tutto molto complesso, difficile, e forse fa invece il gioco di qualche potente che invece sa bene muoversi all'interno di questi super movimenti che a volte facciamo anche fatica davvero a capire, concepire o qual è la pianificazione di queste persone alle nostre spalle. Siamo un po' succubi, questo sì, lo dobbiamo dire. Baratto, prima si parlava la politica si deve muovere, ma sono temi veramente delicati, bisogna saper capire. Siamo sicuri che abbiamo dei politici competenti per fare questo, con tutto il rispetto che io posso avere della politica? Perché forse le segreterie di partito si sono dimenticati la parola competenza. Prima di promuovere una persona, di farla arrivare a livelli alti, a poltrone molto ambite, ma anche molto delicate, avrebbe dovuto pensare alla competenza, alla professionalità. Siamo a questi livelli oppure quel 50% che non va più a votare la dice lunga sulla riflessione che sta facendo anche il popolo italiano? Perché qualcuno dice Vittorio, il 70, se il 50 dove lo metti che non va a votare? Ecco, bisogna forse capire, qua lo dico alle segreterie dei partiti, lo dico tutte le mattine perché ho anche i loro responsabili, che forse mai come in questo momento, visto che abbiamo anche le elezioni, e non solo quest'anno ma anche il prossimo, di far capire che abbiamo bisogno di figure competenti, perché il tema è delicato, è stradelicato e non possiamo più sbagliare. Prego Baratto. È vero, assolutamente, mai come ora serve gente che abbia una visione e competenza sicuramente, anche perché il filmato che avete fatto vedere è importante e fa rabbrividire, no? Sulla questione del prosecco, ma ci sono anche la meccanica, posso dire un settore molto importante che abbiamo tra la provincia di Treviso e la provincia di Belluno è l'occhialeria, che copre più di 20.000 tra l'Alta Trevigiana e tutto il bellunese, più di 20.000. Il manifatturiero, il calzaturiero. Esatto. Sull'occhialeria più di 20.000 addetti, tra l'altro sull'occhialeria e anche sul calzaturiero molte donne, e questo bisogna stare molto attenti su questo, perché è davvero molto molto importante. Per cui, e ritorno a parlare dell'Europa, l'Europa deve davvero intervenire in maniera molto forte e concreta, mai come adesso. Allora io credo
lo spettatore, il spettatore prima diceva di trovare altri mercati. Per carità è giusto, ma il mercato americano è molto importante. Per cui io credo che prima di far guerre bisogna trattare. Non so come, ma bisogna trattare più possibile, perché noi non possiamo abbandonare un mercato come quello. Le nostre imprese non possono permettersi. Ma quello che sta dicendo Giorgia Meloni, esatto, no? E ha ragione. Io credo che comunque i nostri imprenditori non è che siano stati fermi, sempre hanno cercato di trovare altri mercati, con fiere, mostre, tutto quello che vanno a fare sempre in giro per il mondo. Però non è facile affrontare i mercati. Poi abbiamo paesi aggressivi sui mercati, come la Cina, che non è facile affrontare. Perché credo che la Cina infatti si sta fregando le mani. Bravissima. Io credo che questo sia una cosa anche da guardare molto bene. Per cui io credo che bisogna davvero guardare a 360 gradi. E dopo tu hai detto bene la competenza, però stiamo attenti, perché far riparare i danni a chi li ha fatti non è sempre positivo, no? Allora credo che questo sia anche molto importante per la politica. Ha fatto una domandona Mirella, però è una domanda pesante. Prego, è una domanda pesante, perché ritorna d'attualità costantemente ogni tornata elettorale. Le competenze sono fondamentali, ma non per le regionali, per le politiche, per le amministrative, devono essere una costante. E se vogliamo un'Italia che sia meritocratica, come la vita è meritocratica, ok? Anche la politica deve dare il grande esempio, e la meritocrazia, le competenze, la capacità di essere rappresentanti del territorio, dell'istanza della gente è fondamentale. Non possiamo più derogare. Bravissimo Romanello, perché io sono convinta che tutti i partiti hanno queste figure competenti. Ma proprio sono convinta, perché li invito, sento consiglieri comunali che magari qua Romanello e qua Baratto hanno preso una montagna di voti, tanti, si sono impegnati nel territorio, avevano fatto parte della lista del sindaco, poi dalla segreteria piove la persona che non ha preso un voto, che non sai neanche da dove viene, ma è supportata dalla segreteria e magari neppure competenti in materia per un assessorato. Allora capite che il cittadino che è a casa, che magari ha votato quella persona, crede in quella persona perché è conosciuta nel territorio, si sa nel paese, nella città bene o male, poi si vede piombare dall'alto questa qua che non sai neanche, o questo qua chi è e cosa fa, capisce che fa molto pensare, perché quando poi dicono voi cittadini è vostra la colpa, dovete cambiare, ma quante volte abbiamo tentato di cambiare, ma alla fine ci ritroviamo sempre col cerino in mano noi, ma sempre noi siete voi che sbagliate, siete voi che dovete imparare, ma se abbiamo i listini bloccati, ecco, se non andiamo a votare perché non andiamo, se andiamo abbiamo il listino bloccato, cambiare la legge elettorale sembrava che tutti fossero d'accordo, ritornare alle preferenze, intanto dammi la preferenza e poi vediamo. Tutto fermo, perché? Perché toglie il potere alle segreterie. Baratto, lei ne sa qualcosa delle segreterie, cioè questa è la verità, perché se io do la preferenza, questo cittadino mi vota una persona che non ho più sotto controllo e perdo il potere della segreteria, diciamocela tutta. Baratto? Sì, credo che questo sia assolutamente fondamentale, dare un po' più forza a chi va nel territorio e a chi è nel territorio. Però purtroppo alle volte la politica questo se l'ha dimenticato e credo che bisogna tornare all'origine della politica, come dicevamo anche prima. Allora la politica ritorna a essere forte, ritorna a essere una politica vera e ritorna magari a far sì che la gente ritorni a votare, perché quando la gente si sente rappresentata, a quel punto va e dà forza anche a chi lo rappresenta. Se invece questo viene meno, logicamente vediamo cosa sta succedendo ogni tornata elettorale e io credo che questo sia assolutamente svilente. Senta Baratto, non è il caso, io lo dico da 2 anni, penso che lo dico, ma non è perché io ho scoperto l'acqua calda, qui c'è Scolesi che mi ascolta, mi fa piacere che si sia seduto ad ascoltare perché è in prima linea su questo mondo. Perché non dare il voto ai sedicenni, Baratto? Per vedere di
capire anche dove vai. Barato se gasai rigidio, duro, ma non importa, ve lo dico io, proprio bello duro. Ecco, perché? Prima perché a questi ragazzi diamo il patentino e li mettiamo in una strada, allora là sono consapevoli e sono importanti che loro abbiano. Diamo anche il voto ai 16 anni, vediamo cosa, non saranno mica tutti così sprovveduti, perché poi mi domando perché l'80enne, il 60enne, il 40enne è in grado di capire il voto, cioè capite che delle volte faccio, ma perché esiste già questo? Allora vogliamo cambiare, vogliamo vedere dove possiamo andare a parare, chi sono questi giovani, cosa dicono, cosa ci chiedono, perché poi il futuro è nelle loro mani, inutile che ce la giriamo, perché prima o dopo loro andranno a votare. Prima o dopo loro, allora perché aspettare? Cosa vuol dire il 18° anno e noi 16 anni? Ma vi rendete conto? Fino all'altro giorno in Senato dovevamo avere 25 anni, cioè ma veramente abbiamo delle fisse qua in Italia che è una roba grave. Un cambiamento politico, però Romanello. Quanta difficoltà, credimi, da sindaco nel riuscire a dialogare, toccare. Io sono un sindaco giovane, ho 35 anni, ma davvero è difficile riuscire a interloquire con i nostri giovani. E perché ti dico questo? Perché ci impegniamo ad andare nelle scuole, ci impegniamo a trasmettere il senso civico, ci impegniamo a, come parlavamo prima, al volontariato, però probabilmente anche in famiglia ci sono considerazioni, la sera si guarda il telegiornale, si parla a cena, tutto diventa non buono, tutto quello che succede nella politica non buono, e quindi il giovane dopo vede il sindaco arrivare o a venirli a trovare e viene visto in maniera un po' anche diffidente. La famiglia è alla base. Sei d'accordo con me? La famiglia è alla base di tutto. Ma quale famiglia? Perché la famiglia tradizionale, scusa, io ho avuto 10 ragazzi, tutti quanti non facciamo parte della famiglia tradizionale. Calma a parlare di famiglia. Quante volte mi dicono devono essere gli insegnanti a educare? No, le insegnanti ti portano, ti insegnano un percorso, ti insegnano le materie, ma l'educazione parte esclusivamente dalla famiglia e dall'insegnamento anche, o da come un giovane riesce a recepire i messaggi della famiglia. Ritorniamo ai valori originali, e io sono anche uno di quelli che dice una schiaffa non fa mai male, se questo lascia un segno e mi permette di lasciare appunto a mio figlio il messaggio che quello è un errore. Posso fare un esempio concreto di cosa è successo l'altro anno a casa mia? Ci sono stati dei ragazzini che da un cavalcavia hanno buttato dei sassi, non so se ricordi, sì. ok? E solo di 8 ragazzi, solo 3 famiglie sono venute a costituirsi e a dichiarare, di cui uno si prendeva tutta la responsabilità del caso e chiedeva scusa, mentre le altre 2 si sentivano responsabili ma affermavano che il figlio non avesse nessun tipo di responsabilità. Lanciare un sasso da un cavalcavia è una cosa assurda, non è accettabile, e l'amarezza da sindaco è quella che non ho avuto l'opportunità e non ho avuto l'occasione di poter dialogare con le restanti famiglie, perché erano copartecipi, i ragazzini erano copartecipi, però mi permetti questa considerazione, uno schiaffo là ci stava probabilmente bene. Allora, sindaco, più che uno schiaffo, perché non cerchiamo di capire il fatto di ieri è lampante, quel ragazzino di 17 anni che ha ucciso il padre, perché noi parliamo sempre dei genitori, ma dobbiamo parlare anche di cosa subiscono certi figli da bambini. Certo. Ecco, questa violenza inaudita contro la figura che a loro è più cara, che è la mamma. Io quando intervisto i ragazzi, pochi il papà, sempre la mamma, punto con chi parli? Con la mamma, sia ragazza che ragazzo. Non è forse che se io non ho la fortuna di avere questa famiglia tradizionale, oppure quel ragazzo barato che mi ha detto, io ho detto vai a casa a quest'ora, sei distrutto, basta, vai a casa, lui mi ha guardato e mi ha detto quale casa Mirella?
Ho 2 mamme, 2 papà, 6 fratelli, non ci conosciamo tra di noi. Ecco, pastiglie, tutti impasticati a nastro, tutti... E tu mi dici di andare a casa. E allora io questo al ragazzo dico: sei un piccolo delinquente perché magari ecco, si è comportato in maniera sbagliata, oppure dobbiamo capire che a queste figure va fatta prevenzione, e grazie forse al mondo del volontariato che dobbiamo unire, dobbiamo avvicinarci di più a quello vero, però non quello del business, quello che è veramente in prima linea, dare questi ragazzi nel momento che cadono. Invece dello schiaffo diamo, non so, ti piace lo sport, cosa ti piace fare nella vita? Avrai qualcosa che ti piace, dipingere, suonare, creare, studiare? Dimmi cosa vuoi. Vuoi fare un viaggio? Ti porto a fare il viaggio, ti tolgo da quella compagnia sbagliata. Invece cosa facciamo? Usiamo ancora più violenza, repressione, ancora di più. Ma se io sono nato in questa famiglia, che possibilità ho avuto di uscire dove i servizi sociali mi chiudono, e lei lo sa Romanello, al venerdì alle 13 che ce l'ho qua, perché non è possibile. Abbiamo gli ospedali, i ristoranti, i servizi sociali, che è il punto fondamentale del territorio dove si rivolgono veramente le fragilità. E poi dite, ma non si rivolgono mica ai servizi sociali, non li per forza, prima non erano abituati, perché fino a poco tempo fa, giustamente bisogna dirlo, si stava bene, insomma, con la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, ma quindi assava un fiato di carne da ciucciare, questi non ne assa neanche gli ossi, baratto, cioè diciamocela tutta, perché bisogna anche dirlo. Capisci che non c'è un punto di tutto caro, tutto costa, lo sport costa, si parlava prima nel calcio, il Presidente dice: brava Mirella, finalmente ho capito che forse dobbiamo unire le forze col mondo delle fragilità, le associazioni, qui è presente un educatore, perché abbiamo bisogno di questo, perché da soli non ce la facciamo più. Eppure cosa mancano? I soldi ce li hanno, perché non è che siano proprio senza, manca quella voglia di unire, aggregazione, la fragilità rispetto alla forza. Chi vince? Io sono convinta che vince la fragilità e non la forza, se li mettiamo assieme. Però diamo messaggi anche positivi in tutto questo. Diciamo che invece sul tema della disabilità abbiamo fatto dei passi, secondo me, negli ultimi 10-15 anni enormi, nel senso, nell'inclusività di questi ragazzi. E io ho questa percezione e sono molto soddisfatto anche della sensibilità che le mie associazioni sportive, della mia cittadinanza ha nei confronti di queste problematiche. Romanello, un'altra volta dico tutte le mattine, io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco, quel dirigente, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e se non ho Romanello ma ho un altro che non capisce, io arrivo nel percorso sbagliato. Scolese, sbaglio? Giusto, ecco, mi dice Scolese, non devo essere fortunata, è qua che non riuscite a capire. E allora cosa dovete fare? Qualcosa di dare anche un messaggio positivo. Non c'è, è inutile, bisogna. Non c'è, ho detto, i servizi sociali chiudono alle 13 del venerdì, abbiamo la privacy che non ci fa arrivare alle fragilità, perché i servizi sociali non ci danno il nome e il cognome, perciò troviamo l'anziano morto in casa anche nei paesi dove il sindaco dice funziona tutto bene, poi vediamo i risultati. Abbiamo i genitori che non capiscono l'importanza di fare i genitori, non ci sono loro che dovrebbero andare a scuola. Avete sentito cosa ha detto il presidente della FIDC? Un disastro totale. Allora qualcuno, chi è che può? Il mondo del volontariato. Ma come faccio a muovere, come diceva Scolese? Noi abbiamo bisogno di supporto, ma è possibile che dobbiamo pagare per fare i volontari perché hanno fatto un minestrone che non si capisce più niente? E qua è la politica che deve chiarire, Baratto. Chi sei? Cosa fai? Come puoi renderti utile? Ma torniamo al ragionamento iniziale, Mirella, vedi? Allora, che bisogna i vincoli anche per i comuni, ho fatto il sindaco anch'io, e per cui un'amministrazione che, come dicevi bene te prima, il sindaco è il front office del cittadino, è in prima fila e deve rispondere, però bisogna dargli la possibilità di rispondere. Ma se noi gli mettiamo tutti i vincoli, il patto di stabilità, è da rivedere completamente. Allora un'amministrazione riesce a intervenire, altrimenti non può fare nulla. E le associazioni di volontariato che sono in prima linea tutti i giorni, si trovano purtroppo
senza poter fare quello che vogliono fare. Perché Anche la burocrazia mette i paletti. Esatto, perché oltre che non essere finanziati, ok, nasce anche 100.000 cavilli, sì. ma voglio dire, e anche quello che va a pescare fra poco deve andare con un lamo particolare perché l'Europa l'impone. Ma con l'avvocato va a pescare. Sì, no, ma adesso è una battuta, ma è così. Siamo nella pura follia umana. Okay? Allora, e mi taccio. Ripartiamo, ok? Diamo davvero la possibilità a chi amministra nei territori di avere la possibilità di amministrare per dare una mano a chi oggi è più debole e c'è sempre più gente che ha bisogno, ok? E si dà così la possibilità alle associazioni di volontariato di poter intervenire perché lo fanno già con il loro tempo e già con i loro costi, ok? Però noi dobbiamo assolutamente dare la possibilità all'amministrazione, a un sindaco di poter in maniera davvero forte intervenire, altrimenti l'unica cosa che può fare un sindaco è prendere ogni giorno parole dal proprio cittadino perché, come ripeto, è il front office dei propri cittadini. Baratto, lei è stato sindaco, è stato anche onorevole e ha sempre fatto parte di un partito, adesso anche Coraggio Italia, ma di Forza Italia, un partito importante che è sempre stato al governo. Allora io mi domando, sempre purtroppo. Beh, ma insomma quasi sempre, dai, quasi sempre, diciamola veramente. Quello che mi preoccupa è che il messaggio è sbagliato. In quale senso? Nel senso che in tempi non sospetti si poteva creare delle soluzioni, perché la prevenzione si fa prima, non si può curare sempre dopo il malato quando ha la metastasi, perché noi siamo in metastasi. È inutile che Romanello dica che nel mondo della disabilità, qui abbiamo che sta ascoltando Gabriella Lazzari, che è presidente dell'Anfas di Mestre, che l'ultima volta che l'ho sentita un disastro anche per loro, capisce che non ci siamo proprio, perché forse anche i soldi del PNRR che erano destinati al terzo settore poi hanno preso un'altra via, perché non si era preparati a presentare dei progetti importanti, tanto è vero che non riusciamo a presentarli, non so come farete, e dove hanno dato la patata bollente? Al sindaco, dove è quello meno pagato, certo, che ha più responsabilità, che deve dare risposte a tutti, patto di stabilità, di tutto e di più. Poi vediamo però che una parte del paese, anche in tempi non sospetti, il patto di stabilità chi se ne frega, non lo presentava. E noi qua al nord, siccome siamo in fila a pagarla, terrorizzati se foro il patto di stabilità, cioè Romanello, ma chi è che ha permesso questo, Baratto? Siamo stati noi o è stata una cattiva politica, una politica non competente, sapendo le risorse del paese, la quarta potenza mondiale, ed era stata fatta dalle piccole e medie industrie, dai grandi artigiani che abbiamo avuto con una creatività incredibile. Questo abbiamo fatto morire, l'operaio, la spina dorsale del paese. Paghiamo il pseudo, milioni e milioni, non paghiamo l'operaio, che se non lavora l'operaio a dita va in fallimento, e abbiamo visto quando l'operaio non lavora cosa succede. Eppure queste figure, pensionati che hanno patito una vita, 500-600 euro di pensione, poi uno di una partecipata 25.000 euro al mese, lo sanno, perché quello che dice la Mirella è verità, 25.000 euro al mese. Ma perché nessuno dice queste cose? La Mirella lo dice a Sveglia Veneti. Cosa sono le partecipate? Chi sono? Dove vanno questi utili? Come vengono spesi? Capisci che noi abbiamo bisogno di trasparenza, perché alla fine sono soldi nostri, Baratto, sono soldi pubblici. Guarda, Mirella, io torno a quello che ho detto prima. Purtroppo noi siamo entrati su questo circuito praticamente che non funziona, perché a livello europeo oggi non funziona, ok? Perché col discorso del patto stabilità, guardiamo anche il discorso il ragionamento iniziale che faceva il sindaco degli armamenti, no? Oggi la Germania, che sta investendo tutti quei miliardi, allora adesso lo stacchiamo l'investimento delle armi del patto di stabilità, e gli altri investimenti che dovremmo fare sugli altri paesi come l'Italia, okay, che può essere sulle aziende, sulla tecnologia, sul volontariato. Lì bisogna restare sul patto di stabilità. Allora, o si cambia velocemente,
Ma chi è che deve cambiare, La Barato? politica immediatamente. Però ripeto, ho detto prima, se noi pensiamo a livello europeo che chi ha creato i danni risolve i danni, credo che sia un problema davvero da affrontare velocemente. Anche perché tornare indietro dalle fortuna che ganda lì, staria qua con me a mezzogiorno, parlate tranquilli, beati, sono dimenticati di tutto, vai Romanello. No, anche perché, come diceva correttamente Baratto, chi ha fatto i danni difficilmente torna indietro dalle proprie scelte, perché questo significherebbe dare chiara all'attenzione, all'opinione pubblica, chiaro segnale di inadeguatezza e di incapacità nella visione. Ritorniamo ai valori veri. E ci sono? Sì, ci sono. Probabilmente la nostra società, lo siamo detti, sta vivendo un periodo difficile, però abbiamo tanto da dare. Abbiamo tanto da dare e valorizziamo le persone che hanno da dare. Allora, Romanello, lei fa parte di un centrodestra, lo stesso anche Barato. Cercate di far capire alle segreterie quello che ascoltate a Sveglia Veneti, perché Sveglia Veneti è la voce del popolo, è quella che vi elegge, quella che vi dà la possibilità di fare anche una bella vita quando arrivate a certi livelli, perché questa è la verità. Allora dobbiamo ascoltare il territorio, ma io non posso sentire che veramente questo politico sta pensando alla poltrona e non al bene del paese, perché non ha neppure la competenza per farlo. Perché cosa ha fatto la politica anche con i sindaci? Cosa ha fatto? Ha dato il potere ai dirigenti che devono firmare. E perché questo? Perché si è tolta una bella patata bollente, nel senso, io non sono competente, ma il dirigente, alzo le mani. Il dirigente, ecco, è in grado di capire, però il dirigente può anche deviare, perché sa che è in pugno il sindaco può dettare la linea politica, ma quello che firma è il dirigente. Chi ha fatto questo? Ed è giusto dirla sta roba, perché molta della cittadinanza non capisce queste dinamiche, non capisce queste robe. Credo che la Bassanini sia stato uno dei più grossi errori che ha fatto la politica. Infatti vediamo le conseguenze, ecco, dei piani regolatori specialmente. Bravissimo. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Oh, finalmente. Dunque, ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti. Prima mi diceva un tuo ospite che questi ragazzi che buttano sassi dalle autostrade andrebbero dal genitore presi, trattati con uno schiaffo. Quale uno schiaffo? Una serie di schiaffi a fargli il muso gonfio e dopo averglielo fatto gonfio chiedergli: ma sapete che potevate procurare un omicidio o più omicidi? Così io la penso, grazie. Grazie a te Livio, non avevo sentito che eri al centralino, ma appena me l'hanno detto ti ho fatto passare. Tranquillo Livio, hai parlato, perché vedete, la gente ha voglia anche di parlare, di confrontarsi, perché guardate, non è mica facile confrontarsi col politico. Al sindaco ci arrivo perché lo trovo al bar, lo aspetto fuori della porta, perché sei vicino alle persone, ti hanno votato, sei uno di loro, sei la sua famiglia, e se sei bravo ti rieleggono, se sbagli ti mandano a casa. Questo è lampante. Il problema è che non riesci più a arrivare un po' più avanti. Le province non sappiamo chi sono. Io sono là, se qualcuno mi vuole spiegare sarei anche grata. Regione non ne parliamo. A livello governo a Roma, io quando li chiamo, i senatori e gli onorevoli, sai Mirella sono impegnata, no guarda che te si casa, che mi hai detto a tua vicina che te si casa, ma dai Mirella, no guarda che te si casa, guarda che te gavi. Cioè capite che le bugie non hanno le gambe corte, nel senso che io so che è difficile il confronto diretto con la persona che chiama, che ti dice i problemi veri del paese e anche delle volte fa anche delle proposte, poi giusto o sbagliate è tutto da valutare, ma almeno fa qualcosa di concreto, non è passiva, è attiva la cittadinanza, o sbaglio Romanello? Sai quanto abbiamo perso con le province? Nel senso, il rapporto territoriale che si era creato nel avere risposte. Io faccio parte di Città Metropolitana che ha una regolamentazione a sé stante, essendo Venezia capoluogo di regione, però abbiamo perso davvero dei contatti e delle possibilità. Scusate, anche per noi. Adesso sento, prego, perché c'è... Ok. Abbiamo perso delle opportunità, abbiamo perso la capacità di poter entrare in simbiosi e recepire quelle che sono le dinamiche del territorio, perché da comune a regione il passo è veramente tanto ampio. Stefano da Treviso, vai Stefano.
Pronto? Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. Io volevo un attimo parlare nell'ambito... Prego, Stefano. Scusate, comunque i due signori lì io li conosco già. Comunque non importa, una parentesi. In pratica io volevo tornare un attimo al discorso di Trump, del presidente Trump, se si può. Prego, dai. Allora, in pratica lui cos'è che vuol fare? In America, in pratica, c'è bisogno di dar da lavorare alla gente. E che quindi lui sta facendo di tutto per in pratica dar lavoro alla propria gente, perché altrimenti la delinquenza aumenta. E questo qua forse non è stato ancora capito dal mondo, perché sappiamo bene che in America fra delinquenza e droga c'è un bel disastro, e quindi questo qua va a influire nell'economia e quant'altro, perché meno gente lavora e più delinquenza c'è. Mettendo in atto che vuole mettere tutta la manifattura in America, come ai tempi di 20 anni fa, allora lui fa di tutto per riportare il lavoro a casa propria, importare meno e far lavorare di più la gente a casa propria, come faremo noi. In pratica l'Italia cos'è che fa? Cerca di dare da lavorare il più possibile alla propria gente, dopo fa l'esportazione. Però in questo momento che l'Italia è abbastanza che nell'ambito commerciale interno funziona poco, col discorso dell'esportazione vanno in difficoltà. Grazie caro Stefano, devo chiudere perché devo dare via anche gli ospiti, ho altri ospiti che stanno attendendo, ma andremo avanti sempre comunque. Voglio dirti una cosa prima di salutarti, che adesso io vado a fare 2 bellissimi matrimoni, bellissimo, che è una delle cose che da noi sindaci è importante. Perché mangia poco sindaco? Sì, mangia poco, leggero. tocca fare passeggiate come il sindaco del Valdobbiadene. E a mezzogiorno e mezzo darò una targa per i 70 anni di un'azienda storica di Marcon, che è la Bello, che è un'azienda familiare di persone che si sono sempre alzate le mani, che hanno lavorato in prima persona, quindi volevo anche dirlo alla tua presenza e alla presenza dei telespettatori. Questa cosa, premiare le aziende che meritano, non penalizzare, premiare. Baratto, come ci saluti? Che davvero è una cosa importante che sta facendo il sindaco, soprattutto i matrimoni sicuramente, perché purtroppo... No, funerali o matrimoni, ecco. Sì, perché oggi purtroppo ci sono più funerali e soprattutto le nascite, che purtroppo siamo all'era glaciale delle nascite. E Ascolese che la sta ascoltando, che lui si occupa di fragilità, cosa dire? Credo che su questo Mirella è un numero uno, perché ogni giorno combatte per questo. Credo che tutti quanti dovremmo davvero tirarsi sulle maniche, perché credo che oggi ancor più di prima serva della gente che intanto abbia le competenze, okay? E dopo abbia di chi la sostiene, che è soprattutto importante. Però dicevo, il sindaco, la seconda cosa che sta facendo, che premia questa azienda, che questo credo sia chi ha davvero fatto forte il Veneto, ma soprattutto la nostra Italia. Per cui credo che la politica, soprattutto a livello europeo, mai come adesso deve sostenere le nostre aziende. Grazie veramente a Raffaele Baratto, Coraggio Italia, grazie veramente al sindaco di Marcon, Matteo Romanello, finalmente è riuscito ad arrivare, la prossima volta sta qua 2 ore, ha detto non va più via, grazie, pubblicità. Avete visto che belle uova di cioccolate? Chi le ha preparate? Saluto Graziella Lazzari, presidente Anfas Mestre. Ciao Graziella,
Grazie Ciao, di essere Mirella. qui questa mattina, come non mai sei utile questa mattina, e saluto anche Mirella Bagliana, sindaco di Vittorio Veneto. Grazie sindaco di essere qui a Sveglia Veneti anche lei. Allora, Graziella, ho sentito il sindaco Romanello che diceva ma abbiamo fatto dei passi avanti nel mondo dei diversamente agili, come li chiamo io, non dobbiamo lamentarci. Io ho detto guarda che forse non è proprio così, che ci siano fatti dei passi in avanti, ci mancherebbe anche che non fosse successo questo, ma la strada da fare è molto lunga. Cosa dici Graziella? Ecco, cosa vuoi far capire alla politica, quella che veramente deciderà le nostre sorti? Ecco, ci sono questi ATS che ancora non sappiamo come andrà a finire, ecco, come verranno gestiti, tanti soldi che arriveranno. Prego Graziella. No, guarda, il sindaco si riferiva alle società sportive che hanno inserito i disabili, alcuni disabili, e io vorrei anche fare una discrimine tra i disabili che riescono a fare sport e i disabili, quelli che io chiamo invisibili, che sono l'80%. E capisco che il sindaco sia felice e lavora nel suo territorio, io lo so, però noi invece siamo in una grave impasse per quanto riguarda invece la gestione dei nostri servizi, perché noi abbiamo delle convenzioni, per esempio, che sono sostanzialmente vecchie di anni, sono in proroga. Non abbiamo applicato i contratti collettivi nazionali, sia noi come ANFAS, l'UNEBA, ma anche le cooperative sociali, le abbiamo già applicate nel 24 e l'aumento dei costi non è proprio stato riconosciuto. Ora, siccome noi, e la sindaca te lo dirà, quanto è difficile trovare del personale che è adeguato e che sia formato per seguire le persone con disabilità, è una grave impasse quello di avere un stipendio misero, tant'è vero che io ho detto alla nostra assessora Lanzarin che mentre noi abbiamo firmato un contratto di 155 euro in 3 anni, quindi con aumenti proprio che neanche coprono l'Istat, le poste hanno firmato un contratto di 255 con 1000 euro di vacazio contrattuale. Per forza non troviamo più operatori a fare tutti i postini, no Mirella? La questione è una questione invece molto grave e stiamo pensando di fare un documento per avvisare la popolazione che è difficile anche inserire una persona con disabilità in un centro diurno o in una residenzialità. Abbiamo dei servizi, vogliamo dei servizi, non vogliamo i voucher, perché altrimenti oltre ad avere una persona disabile a casa, noi dobbiamo fare anche gli imprenditori, dobbiamo fare i contratti, dobbiamo trovare il personale che ovviamente non si trova, e un servizio che è un servizio precarizzato al massimo, perché una persona che viene a lavorare per 10-15 euro l'ora lorde, ovviamente tu capirai che se trova un altro lavoro ti lasci in panne. Sentiamo come commenta Mirella Bagliana, sindaco di Vittorio Veneto, che come l'ha sempre spiegato lei è anche come veramente un fiore all'occhiello, viene dal mondo del volontariato. Questo volontariato troppo oppresso non ce la fa più, molti hanno lasciato, i giovani pochissimi. Prego sindaco. Sì, allora innanzitutto saluto la Presidente dell'ANFAS di Mestre e mi ricollego alla questione anche dei ragazzi con disabilità che praticano attività motoria. Volevo solo toccare questo punto, nel senso che qui da noi sul territorio anche del Vittoriese si sta sviluppando parecchio questa voglio dire attività di inclusione tra i ragazzi che normalmente frequentano appunto l'attività sportiva con i ragazzi che hanno disabilità, e le nostre società qui sul territorio stanno veramente facendo un lavoro importante per far sì che coloro che vivono questa disabilità facciano partecipino quotidianamente alle attività della nostra comunità. E questo è il punto principale, cioè nel senso che io sono fortemente convinta che tutti coloro che hanno delle disabilità di varia natura debbano essere partecipi e persone attive al costruire quella che è la nostra comunità.
Detto questo, ringrazio naturalmente tutti i volontari che quotidianamente, senza nessun tornaconto, si applicano nell'aiutare queste persone, nel portare avanti determinati obiettivi. Come amministrazione siamo fortemente legati a loro e cerchiamo di aiutare, di dare il nostro contributo quando serve e cerchiamo di attuare dei percorsi assieme a loro. Io penso che appunto c'è ancora tanto da fare, perché fin quando anche l'ultima persona con difficoltà non sarà inserita in quello che è il contesto generale sociale, noi avremo questa missione da portare avanti. Quindi insomma il nostro obiettivo è questo e il nostro principio di lavoro come istituzione è sicuramente questo. Sindaco, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Perché siete gli unici che cercate almeno di ascoltare queste persone che veramente non ce la fanno più. Io parlo tutte le mattine, al Banco Solidale arrivano famiglie, due genitori che lavorano e non riescono ad arrivare alla fine del mese perché abbiamo il costo della vita carissimo, per non parlare degli affitti, dei mutui. Io ieri avevo il senatore Zanettin che ho detto: ma perché nel momento che una persona non riesce più a pagare le ultime rate di mutuo viene portata via la casa e anche i soldi? Lui mi ha detto: no, ma non è mica vero, quando si vende la casa poi anche la banca. Ho detto: fermi tutti, io vorrei capire quante persone hanno visto restituire il proprio denaro versato e soprattutto la complessità per arrivare a questo. Non è che sia tutto così semplice come qualcuno della politica ci può dire e spiegare. Questo cittadino che è con le spalle al muro perché non ha servizi, una popolazione diversamente giovane con tante patologie che ha bisogno di servizi, invece i soldi del terzo settore sono andati nel cemento, molto cemento però vuoto all'interno, non abbiamo le professionalità, le persone. Sindaco, mi dica. Allora, la questione che pone è importantissima, il discorso delle fragilità, no? Fragilità sia da un punto di vista economico, come ha sottolineato lei. Io continuamente per tutta la settimana, ogni settimana ricevo tantissime persone che nonostante lavorino, alcune di loro non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi l'altro giorno appunto mi è arrivata una signora che lavora in una industria della nostra zona industriale e non riesce a pagare le ultime bollette dell'energia elettrica, del gas, è venuta a chiederci aiuto e questo ci deve fare riflettere sulla carenza anche delle buste paghe che ricevono anche questi lavoratori, che sono veramente poca cosa rispetto al tenore di vita, agli impegni di spesa che ci sono, vuoi per i mutui, vuoi per un affitto, vuoi per il crescere dei figli e quindi c'è veramente bisogno di fare un ragionamento un po' diverso, quindi di, voglio dire, riuscire a dare alle persone i soldi che servono per poter vivere. Oltre a questo, se mettiamo accanto le persone con delle disabilità, che anche queste continuano a riversarsi poi nei nostri uffici perché vengono a chiedere aiuto e alle volte noi purtroppo non riusciamo a dare sempre un aiuto totale e complessivo. Queste persone avrebbero diritto ad una casa adeguata, a degli accompagnamenti. Però purtroppo anche da un punto di vista economico i comuni devono fare appunto i conti con quello che hanno a disposizione e veramente duole il cuore alle volte non poter aiutare tutti coloro che effettivamente hanno bisogno e qui c'è da fare un grosso punto di domanda. La Sindaco, politica se non mi cade la linea, abbiamo Piera da Bagnoli, poi riprendiamo naturalmente. Vai Piera. Sì, ciao Mirella, volevo dire che la signora ha pienamente ragione perché io ho una pensione che quando mi mandano le bollette non sono solo le bollette, sono tutte le voci che ci sono Mirella, arrotondamenti, perché gli arrotondamenti li dobbiamo avere solo noi? L'IVA, prima l'IVA il 22%, dopo IVA il 10%, perché queste due IVE? Perché questi arrotondamenti? Non c'è nessuno che guarda queste bollette e poi non ci sono solo le bollette, hanno aumentato tutto e a me danno una pensione schifo dopo tanto lavoro perché io non percepisco la reversibilità oppure la sociale. No, io ho lavorato e mi
mi danno una pensione schifo e prima del riarmo devono guarire la guerra che c'è tra poveri in Italia. Io a 80 anni devo stare al freddo, Mirella, e mi arrivano le bollette a 300 euro lo stesso. L'energia elettrica, non accendo la lavatrice perché me la porta a casa mia figlia, non stiro perché porta a casa mia figlia, e mi arrivano 100-110 euro di bollette e arrotondamenti e IVE, ma non c'è nessuno che guardano queste bollette. Cosa fanno? Vai a fare la spesa, il carrello oggi costa 10, domani 30. Ma non è possibile, non si può andare avanti così, ci deve essere uno Stato, qualcuno che si prende cura di queste pensioni che sono basse, ma no dire voi in due superate i 25.000 euro, ma se non siamo più capaci di andare avanti, non si è capace perché la spesa è di 30, non 25. Grazie Mirella, grazie, buongiorno. Cara Piera, un abbraccio grande, ecco, fai bene a dirlo a voce alta, ecco, questa disperazione. Ieri avevo il presidente Garofolini dell'Adico che ha detto andare dal fruttivendolo è come andare in oreficeria, è una cosa pazzesca. Ecco, Piera non lo dice, ma lo dice la Mirella, c'è una speculazione che nessuno ha il coraggio di toccare, nessuno fa pagare le tasse a chi dovrebbe veramente pagarle, eppure abbiamo i nomi, i cognomi, le denunce dei redditi si vedono, anche qua la politica va da un'altra parte, le partecipate, sindaco, dove una persona va a casa con 25.000 euro al mese, qui è stato detto da persone, da politici che sanno i numeri che danno, capisce che la gente a casa quando sente questo sobbalza dalla sedia, sono soldi pubblici, come gli impiegati, cosa fate, chi è che siede attorno a questi tavoli? Prego sindaco Bagliana, lei che è una persona schietta, ecco, che forse sono pochi quelli che hanno coraggio di confrontarsi e di dire veramente qual è la realtà di molti, perché sa lamentarsi e aspettare con la pancia con 8, 10, 9, 15.000 euro un discorso, aspettare che qualcuno decida senza niente da mangiare, niente in tasca è diverso. Prego sindaco. No, io su questo intanto voglio dire do piena solidarietà alla signora Piera che ha telefonato, nel senso che veramente quello che sta gridando forte è quello che vivono tantissime famiglie nel nostro territorio e in tutta Italia, e questo mi sa che alle volte viene accennato ma non preso in considerazione come si deve. Quindi quello che voglio dire anche ai nostri amministratori, ai miei colleghi sindaci, è vero che alle volte le risorse sono veramente poche, però dobbiamo alle volte avere il coraggio di scegliere dove mettere queste risorse. Io dico che vanno messe sul sociale, vanno messe dove cerchiamo di aiutare. Alle volte bisogna fare i sacrifici e cercare anche, ogni tanto dico, di impiegarle meno in quelle che sono purtroppo anche attività ludiche o di spettacolo o tutte queste manifestazioni. Delle volte noi dobbiamo rinunciare a queste manifestazioni che potrebbero dare anche risalto alle città, perché i soldi, che sono veramente pochi, li dobbiamo impiegare per aiutare le persone più fragili. E qui sono delle scelte che gli amministratori devono fare. È vero anche che la politica a livello generale, quindi la coperta è corta, lo sappiamo, i soldi vanno destinati soprattutto alle persone che hanno lavorato una vita, che hanno diritto di avere una paga giusta, una pensione giusta che gli permette di fare una vita dignitosa. E io sono anch'io perché questi soldi non siano spesi per il riarmo. E purtroppo quelli sono i soldi, quegli soldi noi abbiamo bisogno di utilizzarli e di usarli in modo corretto per la nostra società. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, ho sentito la signora precedente, gli do tanta ragione. Allora, l'altro giorno è venuto l'assistente a domicilio per mio marito. Adesso io lo assisto 24 ore su 24 praticamente. Viviamo insieme perché non posso permettermi la casa di riposo con quei prezzi che ci sono e ce lo teniamo a casa. Non è il caso proprio l'aggravamento così. Ma se un domani
dovesse aggravarsi, cosa faccio io? O che pago la retta o non so. Allora ho chiesto che la regione contribuisse con 120 euro al mese chi assiste il familiare a casa. Con 120 euro al mese cosa faccio io? Questi sono i contributi che ti danno. Noi non possiamo andare avanti così. E dopo vedi che sperperano soldi di qua e di là per cose inutili. Guarda, siamo entrati in Europa, ma era meglio prima. Stavamo meglio con la lira e anche non entrando in Europa. Ci hanno rovinato la vita. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te, allora andiamo a vedere anche questo video, attività ANFAS, perché Graziella Lazzari, nonostante tutto e tutti, lei va sempre avanti. Andiamo a vedere il video e poi sentiamo anche il commento, attività ANFAS, il commento di Graziella Lazzari. Sono le foto, mi dicono, avevo anche un video qui scritto oltre alle foto, vediamo se poi lo trovano. Ora Graziella, cosa stiamo vedendo? Abbiamo visto Pasqua, adesso vediamo Natale e quello che hai sentito. Stiamo vedendo i lavori che stanno facendo i nostri, che fanno tutto l'anno, perché ho avuto la fantasia di fare dei lavori a tema e a tema a seconda delle festività. Questo è Quarto d'Altino, una grande comunità alloggio di 20 persone con la possibilità di fare delle attività con un orto sociale, e quindi fanno i ragazzi in erma. Vendono, anzi danno sul territorio, fanno i banchetti, come sai benissimo perché ci conosci molto bene, perché veniamo anche stavolta sul Sile a fare il banchetto, le erbe aromatiche e i sali, i zuccheri aromatizzati. Qua invece, sì, qua è proprio il laboratorio dove stanno lavorando le erbe e dove stanno facendo tutte le confezioni. Ma guardate come sono impegnati, vediamo, hanno trovato il video, guardiamo anche il video perché merita veramente. Andiamo a vedere. Guardate, noi lavoriamo. Sull'altro Stefano, sull'altro tavolo. Quel tavolo lì Stefano, sull'altro tavolo. Stefano su quel tavolo. Bravo. Ok, fermati, metti il braccio appoggiato. Dove i nostri ragazzi in piccoli gruppi con il loro tutor, perché sentite, vanno a fare attività, quello che diceva la sindaca prima. Noi abbiamo fatto con la delibera 739 della Regione Veneto, abbiamo fatto un progetto dove i ragazzi vanno a piccoli gruppi a lavorare sul territorio. Lavorare è una parola grossa, vanno a fare occupabilità, però è una parte sociale che è molto importante. Questo ragazzo che ha un grande impegno di disabilità, però come vedete la difficoltà di muoversi perché usa solo una mano eccetera, però come vedete ha la volontà di poter essere utile sul territorio. Ok, benissimo. E tu hai, e che qui vediamo, è di avere, come dici tu, dei bravi educatori, perché questi ragazzi, se sono stimolati nella maniera giusta, come vedete, loro riescono a fare quello che non avrebbero mai pensato di fare. Ecco, l'importanza anche della competenza in questi settori. Prego, Graziella. Sì, noi abbiamo educatori, ma abbiamo dei bravissimi, anche dei bravi operatori sociosanitari. Peccato che siamo fermi, non hanno la possibilità per esempio di far carriera, perché là sono e la restano, ed è una cosa molto poco entusiasmante, perché se tu avessi possibilità di migliorare anche la tua performance, no? Ovviamente, vedete, questa è mia figlia che sta facendo addirittura. Difficilmente lei con la sua forma autistica riesce ad utilizzare le mani all'interno di una cosa che per lei è sporca, invece è riuscita a superare persino questa sua difficoltà.
Senti Graziella, in questi giorni abbiamo sentito parlare molto di autismo, la giornata dell'autismo, ecco, già oggi si chiude il sipario e se ne riparlerà il prossimo anno. E poi Tu noi hai li visto viviamo dei a casa questi miglioramenti? autismi. Hai visto qualcosa, qualche passo in più? Cosa vuoi dirci? Allora no, di passi in più sono stati fatti e sono stati fatti perché c'è anche il fondo per l'autismo adesso. Sai qual è il problema? Che non abbiamo servizi adeguati per avere un'assistenza e per avere una abilitazione, perché ai nostri ragazzi non viene mai in automatico imparare le cose, devi sempre formarli con un percorso e dobbiamo avere delle persone formate per fare questa cosa qua. Adesso è molto molto di moda l'ABA, che non puoi farla le persone adulte, o se la fai la devi fare in maniera profondamente diversa, ma invece noi vogliamo un dopo di noi con delle persone formate, e se lo stiamo facendo, ma per formare le persone ci vogliono degli anni. Non è che la formazione avviene nel giro di pochi mesi, e il sindaco lo sa, e quanto è difficile formare anche il suo staff per fare il progetto di vita, per esempio, perché stiamo parlando di progetto di vita. Ho fatto due giornate e mezza all'ospedale all'Angelo, no? A Rama, e sostanzialmente c'erano 500 persone, quindi viene sentita la problematica, però ci vorranno degli anni perché tutti quanti siano formati per fare un vero progetto di vita, ma ci vuole la volontà dopo di farlo, ci vogliono i fondi, ci vuole soprattutto il personale formato. Mirella da Riese Piodecimo, vai Mirella. Pronto? Voglio dire una cosa, guarda, è una cosa pazzesca, ho 73 anni, porca miseria, ho sentito la Nadia con i problemi, quell'altra di prima ancora anche lei che parla delle bollette, controlla tutte le bollette, le controllo anch'io, e io devo 73 anni andare a fare qualcosa di lavoro per prendere qualcosa in più, perché sennò non ce la fai a 73 anni. È una cosa pazzesca, perché ho una piccola pensione, il reddito perché ho l'appartamento un po' grandetto, ma me l'ha comprato mio marito, non me l'ho comprato io, eppure è mancato, e adesso guarda, ti arrivano bollette, guarda, di quelle sproporzionate che fa paura. Sì. A tutti quanti, anche chi che lavorano, bollette qua, bollette di là, l'assicurazione delle macchine, questo e quello e l'altro, la macchina che vada sempre bene, perché sennò se si rompe la macchina, addio bisi. Ma insomma è una cosa pazzesca. Grazie cara Mirella, un grande abbraccio, parlate, guardate che c'è sempre qualcuno che ascolta, e speriamo che poi questa competenza che spero la politica metta adesso che ci sono queste elezioni, di persone che sanno capire quali sono i problemi del paese, non possono parlare solo di riarmo e di guerre, c'è anche un'altra guerra, la guerra della povertà, della solitudine, dei servizi alla persona, delle fragilità. Prego Sindaco Baliana. Sì, qua continuamente stanno emergendo, soprattutto qui da voi Mirella in questa trasmissione, veramente sempre quello che c'è di vero nella nostra società, perché poi ce la raccontano con i mass media, ci fanno vedere che tutto va bene, che tutti stanno bene, invece no, gran parte, ormai una percentuale molto alta della nostra popolazione sta vivendo situazioni molto molto difficili, e questa è la realtà vera, non un'altra realtà che vogliono farci vedere. Volevo ricollegarmi a quelle parole spese appunto dalla Presidente dell'ANFAS, la signora Graziella, riguardo al progetto di vita, no? Che è questo percorso che dovrebbe accompagnare i ragazzi e le persone con una certa disabilità nella loro crescita, e questo deve essere fatto partendo appunto dalla scuola. E quello che alle volte manca, venendo anch'io dal mondo della scuola, alle volte manca un collegamento tra quello che è il mondo della scuola e il sociale, poi le politiche sociali, gli assistenti, ma non per una volontà, è perché ancora si fa difficoltà a mettere assieme tutti attorno a un tavolo queste figure, che sono figure determinanti, come diceva, formate,
e quindi bisognerebbe fare un passetto in più, dico io, e cercare di far sì che queste figure si parlino in modo un po' più frequente, più spesso, e far sì che ci sia appunto veramente un progetto di vita. E è vero che noi stiamo facendo dei miglioramenti sotto questo aspetto, però ecco, non dobbiamo mollare, dobbiamo cercare ancora di migliorarci come istituzioni. Per quanto riguarda appunto la formazione di operatori, persone che riescono a dare un contributo e ad aiutare, c'è tanto da fare. Anche le nostre scuole, voglio dire, dalle scuole superiori ci sono delle scuole specializzate per formare degli assistenti, degli educatori. Dovremmo moltiplicare questi percorsi e naturalmente invogliare poi attraverso anche una retribuzione adeguata a questi operatori che ogni giorno si spendono poi per i nostri ragazzi, per queste persone, e inoltre, come diceva lei, riconoscere anche un miglioramento di carriera rispetto a delle persone che vedi che sono molto preparate, molto brave, e quindi andare a ricoprire anche dei ruoli nei quali possono dare qualcosa in più, ecco. Sindaco, però non mi ha detto la sua riflessione sulle partecipate, c'è poca trasparenza, sì. Non sappiamo come funziona, ditecelo, perché sono soldi pubblici, come vengono impiegati, prego. Allora no, sulle partecipate poi dipende anche che tipo di aziende di cui stiamo parlando, no? Allora ci sono partecipate che hanno degli utili e un budget molto importante, e quindi là di solito la retribuzione rispetto agli amministratori viene data in proporzione al monte di utili che ci sono. Su questo io anche qua sono un po' severa, nel senso che penso che c'è una responsabilità nel gestire poi le partecipate, le utility, che sono anche partecipate che danno dei servizi ai nostri territori, si dipende appunto di che partecipate stiamo parlando, e quindi c'è una responsabilità nel gestirle. È vero anche che alle volte sì, e soprattutto nel passato, ma anche oggigiorno, diventano più dei riferimenti, dei contenitori tra virgolette anche politici, dove qualcuno cerca sempre di inserirsi per garantirsi un po' un posto da, ecco. Allora io terrei distinte le due cose: o ci sono appunto degli amministratori e dei responsabili delle partecipate che lo fanno in modo cosciente e perseguono gli obiettivi poi di raggiungimento degli obiettivi. Naturalmente tutto deve essere proporzionato, e io sono d'accordo, rispetto al tenore di vita poi della gente comune. Non possiamo avere delle retribuzioni che sono fuori misura, e quindi questo è veramente grida vendetta, ecco, su questo. E soprattutto anche qua, soprattutto l'ANCI deve chiarire, perché noi dobbiamo capire chi sono queste partecipate. Come dice lei, non è tutto da buttare, però dobbiamo anche capire quello che è di buono e quello che è di cattivo, e migliorare la qualità della vita anche di noi con queste partecipate, perché dobbiamo capire dove vanno gli utili, a chi vanno e come vengono impiegati. Questa è trasparenza nella comunicazione al cittadino che ascolta, che dice: allora questi soldi sono andati ci sono quelle buone, quelle meno buone, ma noi vogliamo, perché nessuno ne parla. C'è un silenzio assoluto su questo, e non lo trovo corretto, perché sono soldi pubblici, soldi che poi vengono impiegati anche dai sindaci per gli asili, però noi vogliamo trasparenza. Allora, Graziella Lazzari, ormai siamo in chiusura, come ci saluti? Ti saluto con una proposta anche al sindaco. Mi riallaccio all'ultima, mi pare, che quel caregiver del marito, la signora che dice: io faccio assistenza 24 ore e mi danno 120 euro al mese. È vero che ci sono queste ICDP che l'ULSS dà, e che tra l'altro è anche fortunata, perché c'è anche una lista d'attesa per entrare a far parte di questi piccoli contributi. Bisognerebbe che riuscissimo ad ottenere quello che si diceva nel 2006, se vi ricordate? C'era qualcuno che diceva: se una persona anziana, una persona disabile resta a casa, diamo 1.000 euro al mese. Non si è mai verificato questo, però la persona che fa l'assistenza e che fa il volontario, perché fa il volontario 24 ore su 24, non può
avere un riconoscimento così basso, perché non basta, ma proprio non è sufficiente, ma neanche sufficiente, non è neanche insufficiente, è proprio una goccia sul mare. Sì, che Madre Teresa diceva che il mare si è fatto di gocce, ma insomma, sai, bisogna metterne tante per fare un mare, no? Io saluto tutti, ringrazio e vorrei sperare che l'adeguamento salariale dei nostri dipendenti, faccio io il sindacato che sono il datore di lavoro, sia riconosciuto dai comuni e dalle ULSS e dalla regione ovviamente, perché dopo è tutto a cascata, no? Perché di fatto altrimenti ci troveremo senza servizi e senza personale, sindaco. Io le faccio proprio una cosa accorato, perché so che io partecipo ai tavoli regionali, so che ci siete, ma aspettiamo ancora il 24, aspettiamo ancora l'adeguamento del 24, dopo vedete voi. Senti Graziella, Grazie. ma secondo te questi ritardi che ci sono e che sono inaccettabili... Devi chiedere al sindaco, io non... Adesso io penso che bussare alle porte della regione sia difficile perché sono tutti in campagna elettorale. L'abbiamo già fatto Ecco, e lo stiamo risposte, facendo, guarda che io non demordo, perché sai che so un... E le risposte quali sono state? E mettono un po' di qua, un po' di là, dopo loro dicono che i soldi ci sono, i sindaci dicono che non sono arrivati, che degli ATS non sono ancora stati fatti, che bisogna farli. D'altra parte c'è una riforma, e questo lo capisco benissimo perché do ragione al sindaco, lo capisco benissimo, c'è una riforma che dovrebbe essere stata riformata 20 anni fa e che vogliamo che funzioni adesso. Non ci sono ancora gli ATS, tu gli dai i soldi agli ATS perché li faccia l'adeguamento salariale, voglio dire, bisognerebbe capire di non fare un discorso che dopo va nel vuoto, perché dopo alla fine resti con una manciata di aria in mano, e sai che cosa ti resta con la manciata di aria in mano, no? Sentiamo come ci saluta la sindaca Mirella Bagliana e soprattutto se lei ha capito qualcosa di questi ATS, perché ieri avevo il sindaco di San Biagio, Valentina Pilon, che era con le mani nei capelli perché siamo in alto mare, ma molto alto. Prego sindaco. Sì, no, infatti la riforma sugli ATS siamo, voglio dire, un percorso un po', direi ancora un po' lungo, un po' ad ostacoli. È vero, come diceva la Presidente, che dovevano essere fatti parecchi. La nostra regione è una delle ultime regioni d'Italia a fare questa riforma, no? Insieme alla Sicilia. E voglio dire, purtroppo siamo impiegati a studiare questo e alle volte perdiamo però di vista poi le esigenze, quelle quotidiane, no? Come viene detto, ad esempio il discorso dell'adeguamento. Noi all'interno dei comitati dei sindaci siamo sempre molto attenti e voglio dire, io faccio parte del comitato sindaci US2 e anche la nostra presidente comitato, insomma, sia Zanchetta che Paola Roma è sempre attenta a queste cose, però serve forse focalizzare le priorità e cercare di, al limite, per il momento, di portare a casa quelle priorità, no? E poi tenendo in considerazione naturalmente tutta la riforma, ma non è che possiamo continuare, tra virgolette, a parlarci addosso, a analizzare, sapendo che nei territori c'è bisogno di investimenti, ecco. Io la ringrazio sindaco, spero che anche questa trasmissione serva a far capire quali sono i problemi urgenti del paese, cosa bisogna fare, i segnali li diamo tutte le mattine, sta alla politica capire se ascoltare o solo sentire. Certo che se questa volta ascoltate bene, guardate che poi i conti si fanno in ultima, perciò cercate di ascoltare e cercate di agire, non solo di parlare. Grazie veramente a Mirella Bagliana, sindaco di Vittorio Veneto, grazie a Graziella Lazzari, presidente ANFAS Mestre, sempre in gamba, sempre avanti Graziella, e adesso vi lascio con i solisti veneti. Grazie, a lunedì.